Abbiamo esaminato ieri i tentativi posti in essere per indurre Baldassarre Di Maggio a ritrattare le dichiarazioni che aveva reso in questo dibattimento. Abbiamo esaminato il coinvolgimento nella vicenda dell'avvocato Vito Ganci e abbiamo evidenziato come nell'avvocato Vito Ganci si assommassero tre peculiarità: il fatto di avere rapporti con esponenti di Cosa Nostra, di avere rapporti con esponenti dell'entourage di Andreotti. Resta ad esaminare la terza peculiarità, e cioè il fatto che l'avvocato Ganci in questo processo ha posto in essere più volte nel tempo dei tentativi di interferenza. L'attività svolta dall'avvocato Ganci per indurre Di Maggio a ritrattare è solo l'ultimo anello di una catena di gravi interferenze da lui poste in essere per condizionare l'esito di questo processo a favore dell'imputato. Interferenze che andiamo ad analizzare. Già prima che Di Maggio venisse arrestato per la prima volta, cioè l'8 gennaio del 1993, erano in corso intense attività investigative per addivenire alla cattura di Giovanni Brusca, uno dei più pericolosi latitanti di mafia. Il Di Maggio, dopo il suo arresto in quella data, a specifica richiesta dei carabinieri del gruppo 2 di Palermo, formulatagli in particolare dal maggiore Balsano e dal colonnello Insolia, offrì la sua collaborazione dichiarandosi disponibile ad acquisire notizie utili alla cattura del Brusca da persone non appartenenti a Cosa Nostra, a lui legate da rapporti di amicizia residenti a San Giuseppe Jato, territorio nel quale si presumeva che il Brusca conducesse la latitanza. A tal fine i carabinieri autorizzarono il Di Maggio, che si trovava in stato di detenzione extracarceraria in una caserma dei carabinieri in Roma, ad avere contatti telefonici e personali con Francesco Reda, un suo amico muratore che aveva condiviso la sua scelta di collaborare. Le telefonate, che si svolsero dall'aprile al novembre del 1993, venivano effettuate dal Di Maggio attraverso il centralino della caserma dei carabinieri, ove si trovava alloggiato, e all'insaputa dello stesso venivano registrate in forza di un decreto di intercettazione telefonica emesso dall'autorità giudiziaria di Palermo ai sensi dell'articolo 295, comma terzo del Codice di procedura penale, nell'ambito del fascicolo concernente le ricerche per la cattura del latitante Giovanni Brusca. La disciplina in materia, come è noto, sancisce che i risultati delle intercettazioni finalizzate alla cattura dei latitanti non possono in alcun modo essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli in cui sono stati disposti, e cioè a differenza di quelli relativi alle intercettazioni di cui all'articolo 266, Codice di procedura penale. Per tale motivo non si procede ad alcuna trascrizione rituale e le trascrizioni vengono effettuate solo dalle forze di polizia che svolgono delle indagini, spesso in forma riassuntiva. Nel 1994, in un periodo cruciale del processo a carico di Andreotti, quando cioè era stata inoltrata dalla Procura di Palermo in data 23 giugno 1994 la richiesta di rinvio a giudizio di Andreotti e si era prossimi all'udienza dinanzi al GUP del Tribunale di Palermo, accadeva un fatto gravissimo. La stampa dava infatti notizia che un deputato palermitano aveva ricevuto un implico anonimo, copia delle trascrizioni effettuate dai carabinieri delle telefonate intercorse nel 1993 tra Di Maggio e Reda. Il deputato aveva trasmesso tali documenti al Ministro degli Interni e alla Commissione parlamentare antimafia, tralasciando tuttavia di farne avere copia anche alla Procura di Palermo, che quelle intercettazioni aveva disposto e che aveva titolo ad indagare sul grave episodio. Dalle indagini effettuate, a seguito della trasmissione di tali atti da parte della Commissione parlamentare antimafia, la Procura di Palermo verificava che alcune di tali trascrizioni non erano mai state trasmesse ai suoi uffici, essendo sempre rimaste negli uffici dei carabinieri. La difesa di Andreotti chiedeva che i suddetti atti venissero depositati dalla Procura di Palermo nel processo a carico di Andreotti acquisiti dal GUP. Solo per motivi di trasparenza, la Procura procedeva al deposito di tali atti, seppure ai sensi della normativa vigente, come abbiamo detto, si trattasse di atti non utilizzabili in altri procedimenti.
Qualcuno dunque, con calibrata scelta dei tempi, aveva deciso, in quel particolare frangente del processo Andreotti, di sollevare un polverone sottraendo illecitamente dagli uffici dei carabinieri atti coperti dal segreto, alcuni dei quali, si ripete, mai trasmessi alla Procura della Repubblica di Palermo. Sulla base delle successive acquisizioni processuali si è appreso che una copia di questi atti venne consegnata all'avvocato Vito Gangi da Enzo Brusca, su richiesta di questi, e che giunse nelle mani di Giovanni Brusca, il quale ebbe così modo di sapere quali persone avevano fornito notizie al Di Maggio, oltre a Francesco Reda, da lui già assassinato nell'agosto del 94, proprio per la sua vicinanza al Di Maggio, nonché di trarre spunto, come vedremo, per organizzare il cosiddetto piano Violante. A riguardo Enzo Brusca ha riferito di avere chiesto all'avvocato Gangi di procurargli una copia delle trascrizioni delle conversazioni tra Di Maggio e Francesco Reda e che Gangi gli fece avere tali documenti tramite Giuseppe Monticciolo. Ciò era avvenuto dopo che Gangi si era incontrato nella stessa giornata prima con Giuseppe Agrigento, uomo d'onore latitante e suocero del Monticciolo, e poi con Enzo Brusca, pure latitante. In entrambi tali incontri il Gangi era stato accompagnato dal Monticciolo. Il Gangi aveva fatto sapere che era stato difficile procurarsi quegli atti e che aveva seguito vie fuori dal normale. Sul punto, le dichiarazioni di Enzo Brusca: sì, me lo ha portato il Monticciolo e l'ha procurato l'avvocato Gangi dopo questo incontro. Io non ho chiesto perché ho saputo, io l'ho chiesto perché ho saputo che c'erano queste intercettazioni e gliel'ho chieste, e lui, il soggetto Gangi, me li ha portati, cioè non se erano, lui mi ha fatto capire che stava facendo qualcosa di anormale, però il fatto è che le intercettazioni sono arrivate più avanti. Io non so se sono lecite, lui faceva capire che erano cose, cioè che tipo queste cose è difficile procurarle, se poi lui li procurava tramite un suo collega o li procurava tramite polizia e carabinieri, cioè questo io non glielo so dire, cioè non c'è mai stato un fatto. Lui dimostrava che è come se faceva cose straordinarie, cioè cose extra, cioè non normale. Poi se erano atti pubblici o non erano atti pubblici, questo io non glielo so dire, cioè non sono in grado, a me interessavano le intercettazioni e basta, cioè io le ho lette, ho avuto, perché a noi ci interessava, per esempio ho scoperto che c'era il maniscalco, cioè che si faceva il nome del maniscalco in queste intercettazioni. Come vedremo nel proseguo dell'esposizione, anche Giovanni Brusca lesse il testo delle trascrizioni procurate da Gangi e proprio grazie a tale lettura mise a punto il cosiddetto piano Violante. Enzo Brusca non sa come Gangi si procurò quegli atti, sa solo che aveva seguito vie fuori dal normale. Di quegli atti, infatti, l'avvocato Gangi di certo non poteva disporre legittimamente in alcun modo. Si trattava, come si ripete, di atti tutti coperti al segreto, in parte esistente presso la Procura di Palermo e in parte presso gli uffici dei Carabinieri. Dopo che sui giornali era apparsa la notizia dell'esistenza di tali intercettazioni, i documenti erano in possesso solo del Ministro degli Interni, della Commissione parlamentare antimafia, a cui erano state trasmesse dal parlamentare di cui si è detto, e in seguito della difesa di Andreotti e dello stesso imputato, in quanto erano stati depositati dalla Procura all'udienza dinanzi al GUP. L'avvocato Gangi dunque era venuto in possesso di quegli atti per vie anomale e al di fuori del suo ufficio di difensore. Inutile sottolineare a tacer d'altro come consegnare quegli atti ai Brusca, che avevano assassinato e torturato Francesco Reda, sospettandolo di avere rapporti con Di Maggio, equivalesse a fornire agli stessi tutte le informazioni necessarie per individuare, mediante la lettura delle trascrizioni, tutte le altre persone delle quali si faceva menzione nelle stesse come vicine al Di Maggio, esponendole a gravi rischi. Ed è proprio dalla lettura del testo di queste intercettazioni che Giovanni Brusca, come ha riferito agli stessi all'udienza del 28 luglio 97, avendo rilevato che Di Maggio e Francesco Reda parlavano del fratello del sindaco di San Giuseppe Iato, Maniscalco, fratello di Maniscalco eletto nella lista del PDS, metteva al punto il cosiddetto piano Violante. Leggo questo punto e poi si capirà perché. Giovanni Brusca, il pubblico ministero, ho capito, senta, solo un passaggio. In questa storia da lei inventata, il piano Violante, c'era anche qualcosa che riguardava il piano Violante. C'era anche qualcosa che riguardava il sindaco di San Giuseppe Iato?
Brusca, ecco, le intenzioni riguardano, siccome nelle intercettazioni telefoniche tra Di Maggio e il Reda riguardava il sindaco, o perlomeno il fratello del sindaco di San Giuseppe Jato, il medico migliore che io conoscevo, allora anche questo filo per dire posso ricostruire la situazione politica in quanto questi sono comunisti, oggi PDS, quindi io potevo benissimo dire che l'allaccio è stato attraverso questi politici, l'allaccio con Violante. Cioè, leggendo queste intercettazioni, lui inventa la storia che ora esporremo e mette questo passaggio che il contatto con Violante era stato stabilito tramite questo maniscalco di cui si parlava nelle intercettazioni. Al cosiddetto piano Violante abbiamo già accennato in precedenza. In estrema sintesi, i fatti riferiti dal Brusca sono i seguenti. Dopo aver appreso dalla stampa le dichiarazioni che Di Maggio aveva reso all'autorità giudiziaria su Andreotti, egli, animato da un odio inestinguibile per il Di Maggio, aveva iniziato a coltivare il progetto di delegittimarlo, inventando di sana pianta una storia tesa a dimostrare che l'onorevole Violante nel 1991 gli aveva proposto di accusare falsamente Andreotti, in cambio di vari benefici processuali, e che tale proposta, da lui rifiutata, era stata poi accettata da Di Maggio. L'idea di questa storia gli era venuta a seguito di alcune circostanze fortuite e della lettura delle intercettazioni tra Di Maggio e Reda. Le circostanze fortuite erano che Violante nel 1991 si era recata a San Giuseppe Jato per partecipare ad una manifestazione politica e che successivamente al Brusca era accaduto di trovarsi sullo stesso aereo su cui viaggiava Violante da Palermo a Roma. Lo spunto che aveva tratto dalla lettura delle trascrizioni delle conversazioni tra Di Maggio e Reda era che i due parlavano dei commenti positivi fatti da Lino Maniscalco, fratello del sindaco di San Giuseppe Jato, esponente del PDS, circa le dichiarazioni che Di Maggio aveva reso su Andreotti. Combinando insieme questi elementi, Brusca, già quando era latitante, aveva pensato di far pervenire all'autorità giudiziaria che lo stava giudicando uno scritto, nel quale avrebbe raccontato la vicenda nei seguenti termini. Violante a San Giuseppe Jato gli aveva proposto di accusare Andreotti, promettendogli vari benefici processuali. L'incontro era stato organizzato dai Maniscalco, esponenti locali del partito del PDS. Egli aveva rifiutato l'offerta che tempo dopo gli era stata nuovamente formulata da Violante mentre viaggiavano sullo stesso aereo. Proseguendo il suo racconto, Giovanni Brusca ha riferito di aver accennato di tale progetto anche a Giuseppe Monticciolo e a Leonardo Vitale. Incontratosi durante la latitanza con l'avvocato Gangi, gli aveva narrato questa storia come se fosse vera, manifestandogli l'intenzione di renderla pubblica. Questi si era dimostrato entusiasta dell'idea. Il progetto non era stato attuato perché egli nel frattempo era stato arrestato. Dopo l'arresto aveva avuto occasione di parlare con l'avvocato Gangi nel corso di varie udienze nel luglio del 1996 in processi ai quali egli partecipava quale imputato. Ripresi i contatti, lui e il Gangi avevano deciso di portare avanti il progetto di tirar fuori la storia di Violante. Il Gangi aveva fatto da tramite tra lui e il fratello Emanuele, pure detenuto, affinché questi si dichiarasse disponibile a confermare che in effetti aveva viaggiato insieme al fratello Giovanni sullo stesso aereo di linea a bordo del quale si trovava Violante. Emanuele Brusca però aveva opposto il suo rifiuto. A un certo punto si era verificato un imprevisto. Nel corso di una pubblica udienza, alla quale era presente Giovanni Brusca, Giuseppe Monticciolo, che era al corrente del piano, aveva detto ai magistrati che lo interrogavano qualche cosa che aveva fatto comprendere al Brusca che il Monticciolo aveva già rivelato ai magistrati nel corso della sua collaborazione, che era stata precedente alla sua, le coordinate essenziali per smascherare il piano Violante. Sicché egli aveva detto da quel momento al Gangi di abbandonare il proposito di coltivare il progetto Violante, impegnandolo invece a stabilire contatti a Roma con l'entourage di Andreotti affinché gli dessero adeguate coperture nell'esecuzione di un altro piano da lui progettato, consistente nel riferire falsamente ai magistrati fatti e circostanze dirette a dimostrare che i Salvo non avevano mai avuto rapporti diretti con Andreotti, e ciò sempre al fine di screditare Di Maggio.
precisato il Brusca che al Ganci non aveva detto però che queste circostanze erano false, gli aveva fatto credere che erano vere. Nell'agosto del 1997 il Ganci, al quale egli aveva ribadito la propria intenzione di abbandonare completamente il progetto Violante, gli aveva portato la risposta da Roma dicendogli di stare tranquillo e di andare avanti perché non c'erano problemi. Pochi giorni dopo, con sua grande sorpresa, aveva constatato che Ganci, di propria iniziativa e contro le sue disposizioni, aveva rilasciato interviste alla stampa e alla televisione parlando della storia di Violante nei termini in cui egli gliel'aveva riferita. A quel punto si era reso conto che Ganci stava facendo non i suoi interessi, ma quelli di altri, che volevano spingerlo in tutti i modi a riferire ai magistrati la vicenda Violante. Resosi conto di essere entrato in un gioco più grande di lui, nel quale rischiava di essere pilotato come una pedina, aveva confessato tutta la verità ai magistrati che subito dopo le dichiarazioni di Ganci alla stampa lo avevano interrogato su questo punto. La vicenda riferita dal Brusca è stata riscontrata, è stato accertato, mediante l'acquisizione al fascicolo di questo dibattimento, di verbali di udienza del processo a carico di Agrigento più 62, che in effetti Giovanni Brusca e Vito Ganci furono entrambi presenti a varie udienze dal giugno all'agosto del 1996. È certo che Giuseppe Monticciolo, come egli stesso ha tra l'altro ricordato anche in questo dibattimento, era al corrente del piano di Brusca e ne aveva parlato ai magistrati prima che Brusca portasse ad esecuzione il piano. Mi riferisco sul punto delle dichiarazioni di Monticciolo all'udienza del 498, proprio con i fratelli Brusca. Di conseguenza prima con uno poi con un altro si commentavano un pochettino questi discorsi, cose cioè si avrebbero dovuto fare nel caso ci avessero arrestati, cioè si portava avanti la linea o di fare falsi pentiti o di accusarsi di omicidi di persone morte, cioè ora per esempio anche il discorso lì inventato dell'onorevole Violante, cioè questo io l'ho fornito tutto nelle dichiarazioni che Brusca ci aveva provato. E in effetti il piano Brusca fu disinnescato grazie a questa fortuita circostanza che prima di lui aveva collaborato Monticciolo e quindi i magistrati sapevano quale era la verità. È stato documentato mediante l'acquisizione del relativo verbale di udienza che in effetti in data 8 luglio 1996 Giuseppe Monticciolo fu interrogato a mezzo di videoconferenza nel processo penale numero 923/96 che si svolgeva dinanzi alla sesta sezione penale del Tribunale di Palermo. In tale udienza Giovanni Brusca era presente in aula durante l'interrogatorio del Monticciolo. Vedi verbale acquisito con l'ordinanza del Tribunale del 20 ottobre 98. Il Monticciolo fu interrogato anche il 2 agosto 96 dinanzi alla Corte di Assise di Palermo, prima sezione penale, nel processo numero 5/95 a carico di Agrigento più 62. In tale circostanza erano presenti sia Giovanni Brusca che l'avvocato Brusca. Anche questo verbale è stato acquisito con ordinanza del 20 ottobre 98. E vi sono elementi che comprovano che Giovanni Brusca coltivò il piano Violante sino a quanto non si rese conto che il piano era stato rivelato da Giuseppe Monticciolo. A riprova di ciò va ricordato il seguente episodio riferito da Enzo Brusca all'udienza del 28 luglio 1997. Dopo essere stato arrestato, egli, Enzo Brusca, voleva regolarizzare il suo rapporto con la propria convivente sposandola. A tal fine aveva richiesto, tramite terzi, dei documenti al sindaco di San Giuseppe Jato, Lina Maniscalco, che non glieli aveva rilasciati per motivi, a suo parere, ostruzionistici. Aveva quindi manifestato al fratello Giovanni la volontà di querelare la Maniscalco, ma questi gli aveva detto di aspettare e di lasciar passare un po' di tempo. Questo strano atteggiamento del fratello Giovanni lo aveva insospettito, sicché egli aveva sospettato che si stesse preparando qualche cosa. Aveva formulato due ipotesi: o si stava preparando un attentato, o il fratello aveva intenzione di iniziare a collaborare. In realtà, osserviamo noi, entrambe le ipotesi di Enzo Brusca erano errate. L'invito di Giovanni Brusca al fratello Enzo di soprassedere aveva un'altra motivazione sconosciuta al fratello. Nel falso racconto che Brusca si apprestava a fare, proprio la Maniscalco
era destinata a ricoprire un ruolo importante. Era stata proprio lei, infatti, in questo falso racconto, a combinare l'incontro con Violante e Giovanni Brusca a San Giuseppe Jato. Querelare la Maniscalco prima che Giovanni Brusca portasse ad esecuzione il piano sarebbe stato controproducente, perché si sarebbe potuto illazionare che egli l'aveva accusata falsamente per motivi di rancore personale, la cui esistenza era documentalmente attestata dalla presentazione di una querela da parte del fratello Enzo contro la stessa. La spiegazione che si diede Enzo Brusca, e cioè che il fratello aveva intenzione di iniziare a collaborare, non era pertinente, perché non esisteva alcun rapporto tra l'eventuale presentazione di una querela contro la Maniscalco da parte di Enzo e l'inizio della collaborazione da parte di Giovanni, perché mai si sarebbe infatti dovuto addebitare a Giovanni Brusca l'autonoma iniziativa legale del fratello Enzo, che a quella data non collaborava. È accertato che l'avvocato Gangi nei giorni 24 e 25 agosto del 1996 diffuse con intervista alla stampa e alla televisione la vicenda Violante nei termini in cui egli era stata raccontata dal Brusca. Nei giorni 24 e 25 agosto 1996, infatti, rilasciava varie interviste dichiarando che il suo cliente, prima di collaborare, gli aveva confidato fatti di portata enorme, vicende di rilevanza eccezionale sia sul piano politico sia su quello giudiziario. Messaggero del 24 agosto. In particolare Giovanni Brusca gli aveva rivelato che nel Natale del 91, quando in Cassazione stava per arrivare il primo maxi processo, gli era stata offerta da un politico di alta levatura su un piatto d'argento l'aggiustamento della sentenza in cambio di false accuse contro il senatore Andreotti. Il Brusca aveva respinto l'offerta. Il Brusca era inoltre a conoscenza dei retroscena che avevano portato all'incriminazione di Andreotti. L'avvocato Gangi esprimeva il timore che su tali fatti sarebbe stato steso un velo di silenzio. Aggiungeva di avere riferito tutto ciò a 5 persone di cui si fidava ciecamente per l'ipotesi che gli fosse accaduto qualcosa, e augurandosi che tutto quanto era a conoscenza del Brusca su questo argomento venisse messo a verbale. Concludeva: se dovessi sbagliarmi, quando saranno depositati i verbali lo scoprirò. A questo punto mi rivolgerei al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per farmi sciogliere dall'obbligo di mantenere il segreto professionale. Smetterei la toga e andrei a testimoniare. Questa iniziativa dell'avvocato Gangi si connota per vari elementi di stranezza ed anomalia. Egli non pone in essere l'unico comportamento plausibile e confacente a chi fosse stato interessato all'accertamento della verità: riferire alla magistratura inquirente le circostanze a sua conoscenza in modo tale da consentire di effettuare tutte le indagini del caso nella segretezza necessaria al loro proficuo svolgimento. Egli scavalca a piè pari il circuito istituzionale, giurisdizionale, scegliendo il circuito massmedico in una fase delicatissima, cioè l'inizio della collaborazione di Giovanni Brusca, informando così l'intera opinione pubblica nazionale di circostanze che gli erano state rivelate all'interno di un rapporto professionale con il suo assistito e violando così una elementare regola di deontologia professionale. Tutto ciò, si badi bene, con un comportamento senza precedenti nella storia dei processi di mafia e in una realtà quale quella mafiosa in cui la rivelazione non autorizzata ed eclatante di notizie apprese nel rapporto professionale con il cliente costituisce molto di più che una violazione deontologica. Equivale per Cosa Nostra ad una sfida senza precedenti per la quale non c'è che una sanzione, la condanna a morte. È evidente infatti che riferire al posto e prima di Giovanni Brusca fatti inerenti alla vita dell'organizzazione mafiosa significava sopravanzare lo stesso Brusca nella violazione della regola fondamentale e basilare dell'omertà mafiosa. Per molto meno decine di uomini sono stati esemplarmente puniti con la morte da Cosa Nostra nel corso della sua storia. E tuttavia l'avvocato Vito Gangi, profondo conoscitore del mondo mafioso, non sembra curarsi di tutto ciò. Egli, come dichiara ai giornali, teme sì di essere ucciso, ma non da Cosa Nostra, bensì da oscuri personaggi dei servizi deviati che potrebbero tappare la bocca a lui o a Giovanni Brusca, ed è per questo motivo che, come dichiara la stampa, ha preso la precauzione di riferire quanto a sua conoscenza a 5 persone di sua assoluta fiducia.
Egli si mostra infine sicuro del fatto che Giovanni Brusca non ha ancora riferito alla magistratura le circostanze da lui riferite alla stampa. E in effetti ha ragione, perché Giovanni Brusca non aveva fatto cenno a quella data di quanto riferito dall'avvocato Ganci. Ciò posto, una serie di circostanze confermano che Ganci assunse quell'eclatante iniziativa contro la volontà e l'interesse di Giovanni Brusca e al servizio degli interessi convergenti di Andreotti e di Cosa Nostra. In primo luogo va considerato che Giovanni Brusca aveva abbandonato il progetto per i motivi che sono stati chiariti, tant'è che non fece nessun cenno nel corso dei suoi interrogatori alla vicenda Violante e anzi, interrogato sull'argomento subito dopo le interviste di Ganci alla stampa, confessò subito ampiamente il suo piano. Sarebbe stato suicida del resto portare avanti quel progetto dopo le rivelazioni di Monticciolo. In secondo luogo, va rilevato che dopo quella sua iniziativa, l'iniziativa di Ganci, il rapporto tra Ganci e Giovanni Brusca cambiò completamente di segno. Da quel momento, infatti, Ganci, resosi conto che Giovanni Brusca era rimasto profondamente contrariato dal suo comportamento, avendo capito che lo si voleva strumentalizzare a costo di bruciarlo, cominciò a temere che Giovanni Brusca potesse vendicarsi indicandolo come uomo d'onore. Per questo motivo egli, come è stato ampiamente accertato, nel maggio del 97 chiese a Di Maggio di scagionarlo da tale eventuale accusa e allo stesso rivelò una serie di comportamenti negativi del Brusca schierandosi dalla parte del Di Maggio. Questo l'ha raccontato Di Maggio, l'ha raccontato Camarda, l'ha raccontato Sino, l'ha raccontato la Barbera, l'hanno raccontato tutti. È evidente che Ganci non avrebbe avuto alcunché da temere da Giovanni Brusca, tenuto conto che ancora nel maggio del 1997 continuava ad essere il difensore del padre Bernardo e del fratello Emanuele, se non rispondesse al vero che egli aveva suscitato l'ira di Giovanni Brusca pubblicizzando ai 420 contro la volontà di questi la vicenda relativa a Violante. Perché mai Giovanni Brusca avrebbe dovuto nutrire un simile rancore per Ganci se questo si fosse limitato a seguire le sue disposizioni o si fosse limitato a fare da gran cassa mass-mediologica alle dichiarazioni che di lì a poco avrebbe dovuto rendere. A questo punto le motivazioni dell'iniziativa del Ganci appaiono chiare. Ganci era mosso da motivi extraprofessionali. Egli infatti non era più il difensore di Giovanni Brusca. I motivi extraprofessionali non erano quelli risibili di salvarsi la vita dai servizi segreti, perché a tal fine egli avrebbe potuto rivelare quanto a sua conoscenza alla magistratura. L'unico motivo era quello di demolire il processo Andreotti. Si consideri per un attimo quali nefaste conseguenze sul piano istituzionale e sul piano processuale si sarebbero verificate se il caso, cioè il fatto che Monticciolo aveva già rivelato il piano di Brusca e questi se ne era reso conto, non avesse disinnescato questo piano diabolico. A chi giovava la demolizione del processo Andreotti, se non in primo luogo allo stesso e di risulta a Cosa Nostra? A questa conclusione non si perviene solo attraverso il criterio ermeneutico del qui prodest, ma mediante altre stringenti considerazioni. La tesi di Andreotti è sempre stata che i collaboratori che lo accusano mentono, e mentono perché mossi dall'interesse di guadagnare l'impunità e di lucrare il denaro. Ma questa tesi è assolutamente inconsistente ed è monca se non si costruisce un'ulteriore imprescindibile tessera del mosaico, e cioè l'esistenza di un soggetto esterno o interno al processo che dietro promessa di impunità o di denaro induce tali collaboratori a mentire. Da qui la necessità di dare corpo ad un fantasma, l'ignoto suggeritore. Chi è questo ignoto suggeritore? E quale migliore occasione per Andreotti se non quella offerta su un piatto d'argento da un avvocato Ganci che spara su tutti i giornali dichiarazioni esplosive che, se non fossero state disinnescate per un misto di fortuna, avrebbero dato finalmente nome e cognome all'ignoto e fantasmatico suggeritore. C'era, il suggeritore c'era. Un avvocato Ganci che, come ben sapeva Giovanni Brusca, era in grado di contattare Andreotti, perché come è stato inequivocabilmente accertato in questo processo, era abituale commensale e socio in affari del segretario particolare del genero di Andreotti, con il quale discuteva amabilmente del processo Andreotti. Non c'era che da fare due passi, andare dal dottor Sbianchi
e rivelargli di essere venuto a conoscenza di notizie esplosive, della cui verità tra l'altro era convinto, sull'esistenza di un complotto per incastrare Andreotti ordito da Violante, che il senatore sapesse che vi erano persone da bene che intendevano fare luce sulle ignobili manovre politiche di chi voleva accusarlo falsamente. Veramente si vuol credere che l'avvocato Ganci, il quale un bel giorno si mette a gridare ai 420 a squarciagola che il senatore Andreotti è stato vittima di un complotto, non si sia premurato di informare della sua iniziativa lo stesso Andreotti, al quale poteva far giungere la sua voce semplicemente invitando all'ennesima cena il buon dottor Sbianchi, tanto interessato alle sorti del processo Andreotti, fosse solo per curiosità, per mera curiosità. E perché mai non dovremmo credere a Giovanni Brusca, del quale tutto si può dire tranne che sia uno stupido, quando afferma che proprio perché non è uno stupido, prima di lanciarsi nell'esecuzione del piano di tagliare i fili, aveva detto a Ganci di contattare i suoi amici romani perché gli dessero la garanzia di un'adeguata copertura, giacché da solo egli non poteva reggere l'urto dirompente delle dichiarazioni che si apprestava a rendere per demolire Di Maggio. Ma è proprio l'ultimo episodio, quello dell'intervento di Ganci su Di Maggio, per indurlo a ritrattare, che dimostra come Ganci abbia agito sempre nell'interesse esclusivo, quantomeno prevalente, dell'imputato. Ed infatti come spiegare altrimenti il fatto che egli abbia nefastamente attraversato questo processo nel tentativo di destabilizzarlo, agendo prima di conserva con Giovanni Brusca e poi con il suo più acerrimo nemico, cioè Baldassare Di Maggio. Brusca e Di Maggio sono assolutamente incompatibili, come abbiamo detto e ripetuto. Sino al mese di ottobre del 97 è stata in corso una guerra senza esclusione di colpi tra Di Maggio e Brusca, all'insegna del motto «Mors tua, vita mea». È assolutamente certo dunque che Brusca e Di Maggio erano su fronti contrapposti. Eppure l'avvocato Ganci si trova a militare in entrambi questi fronti, sempre all'insegna e allo scopo di destabilizzare questo processo. Prima col piano Violante, Brusca, e poi con Di Maggio nel tentativo di indurlo a ritrattare. Due nemici acerrimi e lui attraversa questi due fronti. Non vi è che una spiegazione di questo altrimenti spiegabile fatto. L'avvocato Ganci non stava dalla parte né dell'uno né dall'altra parte. La sorte di Di Maggio e di Giovanni Brusca gli erano assolutamente indifferenti. Entrambi erano solo pedine che dovevano essere sacrificate sull'altare di un interesse superiore, l'interesse dell'imputato Andreotti. L'interesse a distruggere questo processo, la credibilità di Di Maggio e con lui per l'inevitabile effetto di trascinamento di tutti i collaboratori, a distruggere la credibilità delle istituzioni mediante la rappresentazione di una magistratura che arriva al punto di indurre un collaboratore a mentire. Per questo motivo l'avvocato Ganci si era potuto permettere in precedenza, nell'agosto del 96, quello che nessun altro uomo in terra di mafia si era mai potuto permettere senza Concio stesso suicidarsi: violare il segreto professionale e le disposizioni di Giovanni Brusca, mettendo in moto con le sue dichiarazioni alla stampa una macchina da guerra di portata potenzialmente micidiale. Egli aveva ragione di temere la vendetta di Giovanni Brusca, ma era anche ben consapevole che le sue spalle erano ben coperte, copertissime, dallo scudo offertogli dall'imputato. E da una Cosa Nostra che, a fronte dei risultati conseguenti alla sua devastante azione, poteva ben perdonargli come un peccato veniale la violazione del dovere del segreto. Del resto va ricordato che, come ha riferito all'udienza del 18 giugno 96 il collaboratore Cannella, lo stesso Leoluca Bagarella si era reso conto che Andreotti prima o poi sarebbe riuscito a delegittimare i collaboratori, facendo così, oltre che il proprio interesse, anche l'interesse di Cosa Nostra. Ha detto Cannella, e mi aggiunge il soggetto del Leoluca Bagarella, parlandomi dell'onorevole Andreotti: anche lui ci ha traditi, anche lui non ha fatto niente, e mi dice testualmente si meritava pure Idro di essere ammazzato. E io dico vabbè, ma che serve? Tanto ormai ha fatto ugualmente una brutta fine, conclude la sua carriera in una maniera bruttissima, perché tra i pentiti, tra situazioni, tra quello che gli verrà addosso, anzi, dato il suo potere, perché ufficialmente grande potere non ne ha più, però lo sai, non è che uno sprovveduto, sempre ce l'ha qualche strada, qualche possibilità, per cui grazie a lui può darsi che va male il processo, per cui questi pentiti vengono sminuiti nel loro ruolo. Il dottor Caselli fa un botto di quello fenomenale perché Bagarella
non è che uno che aveva molto affetto per Bagarella, e quindi Bagarella si rende conto, poi continua Cannella, di questa nuova convergenza di interessi che si viene a stabilire nel corso del tempo. La vicenda che abbiamo appena esposto ha, oltre a Gangi, un altro coprotagonista, Baldassare Migliore. Dimostreremo nel proseguo dell'esposizione come e perché entrambi questi due personaggi siano coinvolti con ruoli e in tempi diversi nel medesimo piano finalizzato ad indurre Di Maggio a ritrattare le sue dichiarazioni in questo processo. Prima dobbiamo però chiarire chi è Baldassare Migliore. Emanuele Brusca, all'udienza del 19 novembre 1997, ha riferito che Baldassare Migliore era amico di Di Maggio, che in occasione delle elezioni comunali il Di Maggio aveva sostenuto la candidatura del Migliore, contravvenendo alle direttive della famiglia Brusca che sosteneva un altro candidato, che il Di Maggio aveva investito ingenti somme di denaro nell'attività economica del Migliore, che il Migliore era un andreottiano molto vicino all'onorevole Lima, all'onorevole D'Acquisto e ad altri esponenti della stessa corrente, che il Migliore era un grande lettore della corrente andreottiana perché controllava molti voti, che diceva di non avere problemi ad arrivare all'onorevole Andreotti, che di tali suoi rapporti con Andreotti il Migliore si vantava in paese. Angelo Sina, all'udienza del 18 dicembre 1997, ha riferito che il Migliore era molto amico dell'onorevole Lima, che aveva appreso da Giovanni Brusca che il Migliore e Di Maggio erano soci in affari, che a causa della sua vicinanza al Di Maggio il Migliore aveva subito un attentato. Enzo Brusca, il quale aveva parlato di Baldassare Migliore nel luglio del 97, cioè ancora prima dell'arresto di Di Maggio e prima che ci fosse qualsiasi interesse investigativo su questo personaggio per la vicenda relativa a indurre Di Maggio a ritrattare, ne aveva parlato autonomamente. Enzo Brusca, il quale già nel luglio del 97, quando il Migliore era ancora uno sconosciuto per la Procura della Repubblica, nel corso delle indagini preliminari aveva riferito dei rapporti del Migliore con Cosa Nostra. Tra l'altro il Migliore è stato arrestato recentemente. E all'udienza del 4/3/98 ha riferito che Baldassare Migliore era sempre stato a disposizione della sua famiglia mafiosa, aveva procurato delle munizioni al padre Bernardo e si era rivolto al fratello Giovanni quando aveva subito dei danneggiamenti a fini estorsivi affinché questi intervenisse per concordare il pizzo da pagare. Che nel 1992 il figlio del Migliore gli aveva detto di aver appreso da un funzionario della SIP che erano state disposte delle intercettazioni telefoniche su tale Martinez e Manderino, persone vicine a Giovanni Brusca, finalizzate alla cattura di quest'ultimo. Abbiamo prodotto documentazione attestante che effettivamente furono disposte intercettazioni su queste due persone. Che il Migliore era amico dell'onorevole Lima e di altri esponenti della corrente andreottiana, che era stato sostenuto dal fratello Giovanni Brusca quando si era presentato come candidato alle elezioni comunali e in successive elezioni da Baldassare Di Maggio, che in quella circostanza aveva disatteso le indicazioni di voto a favore di altro candidato impartite dalla famiglia Brusca, che il Migliore nel tempo era divenuto molto vicino al Di Maggio, con il quale aveva comuni interessi economici, che i Brusca erano venuti a conoscenza tramite Vincenzo Chiolo che il Migliore aveva procurato delle armi al Di Maggio, e per questo motivo era stato bruciato un immobile di una persona di San Giuseppe Jato tramite la quale il Migliore si era procurato tali armi, che a causa di tale sua vicinanza al Di Maggio era stato progettato di uccidere il Migliore, ma il fratello Giovanni aveva sospeso poi l'esecuzione dell'omicidio nella speranza che seguendo il Migliore avrebbe potuto individuare il luogo in cui Di Maggio risiedeva dopo che era divenuto un collaboratore. All'udienza del 24 febbraio 1998 il collaboratore Vincenzo Chiodo ha riferito di avere conosciuto Baldassare Migliore anche perché nella sua officina riparava i mezzi dell'impresa di questi, che il Migliore era stato sindaco di San Giuseppe Jato ed era un andreottiano, che egli lo aveva visto a delle riunioni elettorali a San Giuseppe Jato insieme all'onorevole Lima, all'onorevole D'Acquisto e all'onorevole Purpura,
che il figlio di Migliore gli aveva detto che il padre si recava spesso a Roma per incontrarsi con l'onorevole Andreotti, al quale era, virgolette, legato a doppio filo e al quale tra l'altro chiedeva raccomandazioni per la concessione di appalti alle sue imprese, come vedremo tra poco è documentalmente riscontrato. Che il figlio di Migliore gli aveva anche detto che il padre, quando si presentava alle elezioni, aveva bisogno di ottenere molti voti per accrescere così la propria importanza a Roma nei confronti di Andreotti, che in effetti egli aveva potuto constatare, dopo quelle conversazioni, che il Migliore aveva ottenuto nuovi lavori in appalto, che in seguito aveva appreso dal figlio di Migliore che il padre era molto amico di Baldassare di Maggio e che si era schierato con questi nel conflitto contro i Brusca, che egli aveva appreso che il Migliore, tramite tale Piediscalzi, che viaggiava dalla Svizzera, aveva procurato delle armi al Di Maggio, che aveva riferito le circostanze apprese sui rapporti tra il Migliore e il Di Maggio ai Brusca e che per questo motivo era stato incendiato, su ordine dei Brusca, un magazzino del Piediscalzi a San Giuseppe Jato e pochi giorni dopo erano stati dati alle fiamme 2 autofurgoni dell'impresa del Migliore. Queste circostanze dell'incendio, degli attentati sono stati riscontrati. Lo stesso Baldassare Di Maggio, all'udienza del 27 gennaio 98, ha dichiarato di conoscere Migliore da molti anni, in quanto suo compaesano. In occasione della candidatura di Migliore alle elezioni amministrative per le elezioni del Consiglio Comunale in San Giuseppe Jato, lo aveva aiutato elettoralmente e per questo motivo era stato rimproverato dai Brusca, che invece sostenevano un loro parente, Calogero Brusca. Aveva investito 50 milioni di suo zio nell'attività economica del Migliore. Durante il periodo della sua collaborazione, e più precisamente dal 1995 al 1997, lo aveva incontrato varie volte a Pisa, 4-5 volte. Le dichiarazioni in questione sono state ampiamente riscontrate. In ordine ai rapporti tra il Migliore ed esponenti della corrente andreottiana, sono state acquisite al fascicolo del dibattimento numerose fotografie rinvenute a seguito di perquisizione e di sequestro nell'abitazione del Migliore, che ritraggono questi insieme a Lima, D'Acquisto, Purpura ed altri esponenti della corrente andreottiana in occasione di manifestazioni elettorali a sostegno di candidati della corrente andreottiana. In ordine ai rapporti diretti e personali tra il Migliore e il senatore Andreotti, nel corso della medesima perquisizione sono stati rinvenuti e poi acquisiti al fascicolo del dibattimento i seguenti documenti: un biglietto di auguri per il Natale del 1992, manoscritto e firmato da Andreotti. Il biglietto era contenuto in una busta sulla quale era stato vergato dallo stesso Andreotti l'indirizzo dell'abitazione di Baldassare Migliore a San Giuseppe Jato. Un biglietto di auguri su carta intestata del Senato, recante la data del 6 aprile 1993, firmato da Giulio Andreotti e recante la seguente scritta: «Caro Migliore, grazie per il ricordo e gli auguri pasquali, che ti cambio molto cordialmente. Sia sulla busta sia sul biglietto è scritto l'indirizzo dell'ufficio del Migliore a Palermo, in piazzale Ungheria. Ancora, una lettera manoscritta dell'arcivescovo di Monreale, Salvatore Cassisa, indirizzata al Migliore, del seguente contenuto: «Carissimo signor Baldo, sempre grato per le sue amabili attenzioni, le invio fotocopia degli auguri inviati all'onorevole Andreotti insieme ad una lettera in suo favore, con i migliori auguri, suo Salvatore Cassisa». Allegata a questa lettera vi era la fotocopia di una lettera di Monsignor Cassisa indirizzata a Giulio Andreotti, del seguente contenuto letterale: «Caro onorevole Presidente, mi permetto di ricordare e segnalare anch'io alla sua benevola considerazione quanto le ha recentemente prospettato l'amico Baldo Migliore di questa arcidiocesi, molto legato a Vostra Eccellenza e a me,
per quanto riguarda le attese e le promesse di commesse di lavoro per impianti telefonici, quello che aveva detto Chiodo. Per l'impiantistica operativa il Migliore ha dovuto approntare notevoli spese e dietro di lui ci sono molti posti di lavoro per poveri lavoratori e capi di famiglia. Certo e fiducioso del suo autorevole interessamento, le porgo i miei più cordiali saluti con rinnovati voti augurali di ogni bene. Suo Salvatore Cassisa, Monreale, Natale 1992. Questi documenti riscontrano inequivocabilmente quanto è stato riferito dai collaboratori sul rapporto personale tra il Migliore e Andreotti. In particolare, dai primi due documenti si desume che Andreotti conosceva sia l'indirizzo dell'abitazione a San Giuseppe Iato di Migliore, sia quello dell'ufficio del Migliore a Palermo, circostanza questa da cui si evince che il loro rapporto non era stato occasionale. Il terzo documento, quello che ho appena letto, dimostra che Migliore aveva incontrato personalmente Andreotti prima del dicembre del 92 per chiedergli delle raccomandazioni per gli appalti. Infatti scrive Cassisa: mi permetto di ricordarle e segnalarle anch'io alla sua benevola considerazione quanto le ha recentemente prospettato l'amico Baldo Migliore. Da tale documento si desume anche che il Migliore era molto legato a Andreotti, molto legato a vostre eccellenze, scrive Cassisa. Il fatto poi che Andreotti di suo pugno, nello stesso Natale del 92, contemporaneamente alla lettera ricevuta da Monsignor Cassisa, quella che abbiamo letto, scrisse un biglietto di auguri a Migliore, indirizzandolo all'abitazione privata di questi, conferma ulteriormente che lo conosceva già da prima per averlo incontrato personalmente. È stato inoltre accertato e ammesso dallo stesso Baldassare Migliore che egli si recò ripetutamente a trovare il Di Maggio a Pisa, dove questi risiedeva segretamente quanto era un collaboratore di giustizia e che manteneva con lui contatti telefonici. Sugli incontri, ripetuti incontri di Maggio e di Migliore a Pisa, sui loro contatti telefonici ha ampiamente riferito il dottor Farinacci all'udienza del 26/3/1998. Dopo aver tratteggiato la figura di Baldassare Migliore e il suo rapporto sia con Di Maggio sia con Andreotti, andiamo subito a un dato processuale che nella sua oggettiva neutralità dimostra come esista un primo punto di congiunzione tra l'avvocato Ganci ed il Migliore ed il loro cooperare per indurre Di Maggio a ritrattare. All'udienza del 27 gennaio 98, Di Maggio ha dichiarato di avere visto il Migliore l'ultima volta all'aeroporto di Pisa nell'agosto 1997, quando era andato ad accompagnare Giuseppe Maniscalco che doveva partire per Palermo. Questo viaggio è stato riscontratissimo, ne parleremo più avanti. Quello stesso giorno, infatti, aveva un appuntamento all'aeroporto con Migliore. Egli, Migliore e il Maniscalco avevano preso una consumazione al bar prima che Maniscalco partisse per Palermo. In quell'occasione, siamo all'aeroporto di Pisa, agosto del 97, aveva notato che a breve distanza veniva osservato da una delle due persone che aveva visto in precedenza nel giugno quando si era nuovamente incontrato con l'avvocato Vito Ganci all'autogrill all'altezza di Roma Nord. Leggo il punto. Il pubblico ministero dice: lei stava prendendo il caffè all'aeroporto di Pisa con Baldassare Migliore e con Giuseppe Maniscalco e c'era a circa 5 metri di distanza una persona che osservava. Sì, era uno di quei due, era quello più giovane. E dice che lo stava. E dice, quindi c'è stato l'incontro, passano quasi 2 mesi dopo l'incontro che aveva avuto con Ganci e con questi due personaggi, e rivede appunto all'aeroporto di Pisa questa persona che lo guarda a distanza. La data di questo incontro, avvenuto il 29 agosto del 1997, come risulta dagli accertamenti di Farinacci, e l'incrociarsi all'aeroporto di Pisa di Maniscalco e di Migliore è stato oggettivamente riscontrato, ci ritorneremo.
Sia Giuseppe Maniscalco, come vedremo, che lo stesso Baldassare Migliore hanno ricordato di essersi incontrati all'aeroporto di Pisa insieme al Di Maggio. Maniscalco stava partendo per Palermo e Migliore era appena arrivato a Pisa. Nella ricostruzione di questo particolare episodio mancava tuttavia un tassello essenziale. Un tassello taciuto da Migliore e messo fuori posto da Di Maggio. Fuori posto di qualche metro, proprio quanto bastava per dire la verità e nello stesso tempo coprire il pieno coinvolgimento di Migliore nelle proposte di ritrattazione portate avanti da Ganci. Questo tassello è stato ricostruito grazie a Giuseppe Maniscalco. La presenza di uno sconosciuto a quell'incontro all'aeroporto di Pisa è stata infatti confermata da Giuseppe Maniscalco, il quale in proposito ha riferito però qualcosa di più e di diverso rispetto a Di Maggio. Egli si era recato a Pisa per incontrare Di Maggio nell'agosto del 1997, in un periodo in cui si trovava in ferie dall'ufficio dell'AMAP, ove aveva ripreso servizio all'uscita dal carcere. Fuori posto di qualche metro, proprio quanto bastava per dire la verità e nello stesso tempo coprire il pieno coinvolgimento di Migliore nelle proposte di ritrattazione portate avanti da Ganci. Questo tassello è stato ricostruito grazie a Giuseppe Maniscalco. La presenza di uno sconosciuto a quell'incontro all'aeroporto di Pisa è stata infatti confermata da Giuseppe Maniscalco, il quale in proposito ha riferito però qualcosa di più e di diverso rispetto a Di Maggio. Egli si era recato a Pisa per incontrare Di Maggio nell'agosto del 1997, in un periodo in cui si trovava in ferie dall'ufficio dell'AMAP, ove aveva ripreso servizio all'uscita dal carcere. Consultando il tabulato AMAP relativo alle sue presenze e assenze in ufficio, ha precisato che il viaggio si svolse tra il 25 e il 30 agosto. Era partito in aereo con il suo vero nome. Si era trattenuto a Pisa qualche giorno. Quando doveva ripartire, il Di Maggio lo aveva accompagnato in macchina all'aeroporto e durante il tragitto gli aveva detto che in quel luogo aveva un appuntamento con Baldassare Migliore. In effetti, giunti all'aeroporto di Pisa e scesi dalla macchina, avevano incontrato il Migliore, che li attendeva e che disse loro che era arrivato da Palermo poco prima. Erano circa le ore 13:30. Il Migliore, vestito con una giacca blu in Tasmania e con pantaloni grigi, era con una o due persone. Il Maniscalco non riesce a focalizzare se erano uno o due. Tutti insieme avevano preso un caffè al bar dell'aeroporto senza che la persona o le persone sconosciute che non gli sono state presentate e che lui non aveva mai visto prima proferissero alcuna parola. Quindi il Maniscalco aveva preso l'aereo per Palermo lasciando gli altri. Ecco il tassello fuori posto che grazie a Maniscalco ritrova la sua esatta collocazione. L'uomo che Di Maggio aveva incontrato con Ganci all'autogrill di Roma Nord quel giorno era sì all'aeroporto di Pisa, ma contrariamente a quanto ha dichiarato Di Maggio non lo osservava a distanza, stava insieme con Migliore. E che fosse venuto con Migliore si evince da quanto dichiarato da Maniscalco, oltre che da quanto dichiarato da Maniscalco, da una considerazione di ordine logico. L'appuntamento tra Di Maggio e Migliore all'aeroporto di Pisa era a conoscenza solo di loro due, cioè di Di Maggio e di Migliore, perché Maniscalco lo apprende all'ultimo momento mentre lo accompagna all'aeroporto, dice deve incontrarmi con Migliore. Solo due persone sapevano di quell'appuntamento, Di Maggio e Migliore. Solo in un modo l'uomo con le basette, chiamiamolo così, poteva sapere che quel preciso giorno e a quella data, ora, Di Maggio si sarebbe recato all'aeroporto di Pisa, per averlo appreso da Migliore, con il quale si era recato a quell'appuntamento, incappando nell'imprevisto di rendere visibile la sua presenza al Maniscalco, al quale significativamente nessuno lo presenta, pur prendendo una consumazione insieme. Ne consegue che Migliore e Ganci sono due coprotagonisti della stessa storia. Nella diversità di versione su tale frammento non vi è dubbio che sia Maniscalco a dire il vero per le seguenti considerazioni. Le dichiarazioni di Maniscalco su questo specifico punto sono assolutamente neutre,
La presenza della persona estranea, quel giorno insieme al Migliore, è nel racconto di Maniscalco un fatto accidentale al quale egli non attribuisce nessun significato. Egli non sa che cosa si sono detti quel giorno Di Maggio e Migliore, perché nessuno glielo ha mai riferito. Egli non ha mai saputo che Di Maggio si era incontrato nel giugno del 97 nei pressi di un autogrill a Roma Nord con ganci con due sconosciuti. Egli non sa che Di Maggio ha riferito che uno di quei due individui si trovava quel giorno all'aeroporto di Pisa. Non è neppure ipotizzabile, dunque, che Maniscalco, all'oscuro di tutte queste necessarie premesse, abbia voluto artatamente inserire la copresenza a quell'incontro all'aeroporto di Pisa di uno sconosciuto per costruire un gioco di incastro probatorio di cui non poteva neppure immaginare il senso. Di contro va invece osservato che Migliore non può confessare, per evidenti motivi, che egli si era recato all'appuntamento con Di Maggio con un interlocutore estraneo. La rivelazione dell'identità di costui sarebbe il filo d'Arianna che evidenzierebbe il suo coinvolgimento nel piano per far ritrattare Di Maggio. E lo stesso Di Maggio, pur riferendo la verità sulla presenza dell'estraneo, ha interesse a non coinvolgere tuttavia il suo amico e socio in affari Migliore, il quale sino al gennaio del 1998, cioè sino a data successiva all'arresto del Di Maggio, ha curato insieme allo Scalici gli interessi economici della famiglia del Di Maggio, come vedremo tra poco. Per questo motivo Di Maggio usa l'accorgimento di asserire che l'uomo presentatogli da Ganci nel corso dell'incontro all'autogrill di Roma lo osservava a distanza e non era insieme a Migliore. Del resto Di Maggio ha sempre tentato di tenere in ombra il vero ruolo svolto da Migliore, assumendo che questi, nel lontano 1995, si era limitato a prospettargli la semplice eventualità dei grandi vantaggi economici che avrebbe potuto ottenere ritrattando le sue dichiarazioni e proponendosi come tramite per Andreotti. Nel corso delle udienze del 26 marzo 98 e del 9 aprile 98, il commissario Farinacci, ad integrale riscontro delle dichiarazioni di Maniscalco, ha riferito le seguenti circostanze documentalmente provate. In data 26 agosto 97, Maniscalco si recava a Pisa con volo Palermo-Pisa in partenza alle ore 12. Faceva rientro a Palermo con volo Pisa-Palermo il 29 agosto in partenza alle ore 14.05. Baldassare Migliore, lo stesso giorno, il 29 agosto 97, si recava a Pisa con volo Palermo-Pisa in partenza alle ore 12. Il volo Palermo-Pisa con a bordo Migliore atterrava a Pisa alle ore 13.16 e veniva fermato a terra alle ore 13.19. Il volo Pisa-Palermo con a bordo Maniscalco veniva sbloccato a terra alle ore 14.14 e decollava alle ore 14.25. Maniscalco effettuava l'operazione di check-in alle ore 13.36. Dal tabulato delle telefonate in entrata ed uscita sul telefono portatile di Baldassare Migliore emerge che il Migliore alle ore 11.07 del 29 agosto 97 era ancora in Sicilia, impegnava infatti la cellula di Trapani, e che alle ore 13.40 si trovava in Toscana, impegnando la cellula di Pisa. Sempre dai tabulati del traffico telefonico del Migliore è emerso che questi, dopo essere atterrato a Pisa il giorno 29 agosto 97, nel pomeriggio si sposta a Roma. Il giorno 30 alle ore 11.31 è a Palermo. Di tali spostamenti sono stati trovati i relativi biglietti aerei per le tratte Palermo-Pisa, Pisa-Roma e Roma-Palermo. Tuttavia è stato accertato che il biglietto acquistato da Migliore per la tratta Pisa-Roma non è stato utilizzato. Il costo di questo biglietto verrà scalato al Migliore per l'acquisto di un altro biglietto. Quindi coincidono perfettamente gli orari dell'incrocio tra Maniscalco che sta partendo e Migliore che sta arrivando, coincide la presenza di Migliore a Pisa, Migliore compra un biglietto per Palermo-Pisa, ha il biglietto pronto Pisa-Roma, però per qualche motivo il biglietto Pisa-Roma non lo utilizza, seppure si reca a Roma. Evidentemente qualcuno gli ha dato un passaggio in macchina. Dunque, l'andreottiano Migliore si trova a Pisa insieme allo stesso uomo
che Ganci nel giugno di quell'anno aveva presentato a Roma al Di Maggio, quando a questi erano state date istruzioni sulle modalità della sua ritrattazione. Per comprendere, sulla base di questa premessa, che ci porta sino all'agosto del 1997, quale sia stato il ruolo svolto da Migliore in precedenza, dobbiamo rifarci alle dichiarazioni rese da Michele Camarda e da Giuseppe Maniscalco. All'udienza del 7 aprile 98, Michele Camarda ha dichiarato che il Migliore gli era stato descritto dal Di Maggio come un suo carissimo amico, come una persona che si era sempre fatta in quattro per lui. Nel 1995 Di Maggio glielo aveva presentato in Toscana, dove il Migliore si era recato per incontrare Di Maggio. Egli stesso lo aveva visto incontrarsi con Di Maggio 2 o 3 volte. In particolare il Migliore prendeva l'aereo da Palermo per Roma e da Roma andava a Pisa in treno. Ciò premesso, il Camarda ha ricordato che già a partire dal 1994 il Di Maggio gli aveva espresso le sue preoccupazioni per le dichiarazioni che aveva reso su Andreotti. Temeva che Andreotti, grazie al suo potere e alle sue molteplici relazioni, potesse arrivare sino a lui. In questo contesto il Camarda ha inquadrato un fatto che era avvenuto nel settembre del 1995. In quel mese, mentre lui si trovava in Umbria, era venuto a trovarlo Gioacchino La Barbera, il quale voleva permutare la sua autovettura Mercedes e cercava in zona un concessionario con il quale contrattare la permuta a condizioni convenienti. Entrambi si erano poi recati in Toscana per fare una visita a Di Maggio. Ivi giunti, il Di Maggio gli aveva detto che stava per arrivare Baldastre Migliore ed aveva dato loro un appuntamento a un bar nei pressi di Navacchio. Qui il Di Maggio li aveva raggiunti con il Migliore, con il quale si erano trattenuti a chiacchierare del più e del meno. Quindi il Di Maggio aveva accompagnato il Migliore, forse in albergo. Al ritorno Di Maggio gli aveva detto che le sue previsioni sull'eventualità che Andreotti tentasse di contattarlo si erano rivelate esatte. Infatti il Migliore gli aveva proposto di ritrattare le dichiarazioni rese nel processo e di accusare i pubblici ministeri di Palermo di averlo indotto a rendere false dichiarazioni su Andreotti. Il Camarda ha detto che il Di Maggio non si mostrò interessato a quella proposta, tant'è che nel dicembre del 1996 confermò in questo dibattimento le sue precedenti dichiarazioni. Infine ha evidenziato che Di Maggio, dopo aver ricevuto quella proposta dal Migliore, non mostrò di essere preoccupato, e ciò a differenza di quanto avvenne nel maggio del 97, quando la stessa proposta gli venne formulata dall'avvocato Vito Ganci. Dunque, contrariamente a quanto ha riferito Di Maggio nella sua versione edulcorata dei fatti, volta a proteggere il suo amico Migliore, questi nel maggio del 1995 non si limitò a prospettargli l'eventualità di ritrattare proponendosi come intermediario con Andreotti, ma gli fece una proposta precisa, di identico contenuto a quella che Di Maggio ricevette nel maggio e nel giugno del 97 da Ganci. L'identità delle proposte di Migliore e di Ganci rivela ancora una volta come entrambi siano coinvolti nel medesimo disegno. La rispondenza al vero delle dichiarazioni di Camarda emerge dalle dichiarazioni autonomamente rese da Giuseppe Maniscalco, a conoscenza di altri fatti successivi ignoti a Camarda. Tali dichiarazioni del Maniscalco colmano il vuoto conoscitivo sul ruolo svolto dal Migliore dal 1995 sino all'inizio del 1997. Il Maniscalco ha riferito che, uscito dal carcere, nel dicembre del 1996 si era incontrato con Di Maggio in Toscana 3 volte. Il primo incontro era avvenuto verso la fine del mese di gennaio del 1997. Consultando il tabulato delle sue presenze e assenze presso l'AMAP, il Maniscalco ha collocato questo viaggio in 2 possibilità, tra il 18 e il 20 gennaio o tra il 30 gennaio e il 2 febbraio. Egli si era recato in Toscana insieme a Michele Camarda e a Nicola Lazio
a bordo di un'autovettura imbarcata sulla nave traghetto Palermo-Napoli. Sbarcati a Napoli avevano proseguito in macchina sino a Pisa. A Pisa Di Maggio lo aveva accolto con affettuosità e lo aveva condotto a vedere una casa che aveva acquistato e che necessitava di lavori edilizi per il completamento. In questa occasione il Di Maggio, mentre si trovavano da soli, gli aveva detto che non aveva la possibilità economica di ultimare i lavori. Nello stesso contesto discorsivo aveva confidato al maniscalco che gli avevano fatto sapere che vi erano persone dei servizi segreti che lo volevano contattare per fargli ritrattare le dichiarazioni rese nel processo Andreotti, offrendogli una somma di denaro di 5-6 miliardi. Alla domanda del maniscalco diretta a sapere attraverso quale persona il Di Maggio aveva ricevuto tale richiesta di contatto, questi aveva detto che il tramite era Baldassare Migliore. Leggo il punto. Maniscalco: e allora Di Maggio ci portò a vedere questa casa che si stava comprando e si andò lì a vedere questa casa, che ancora l'interno di questa casa non era definito, si doveva definire, e si è parlato che ci volevano dei soldi per definire, ulteriori soldi per definire questa casa. E io così in una battuta gli ho detto che non mancava a lui avere la possibilità per ultimare questi lavori, e lui mi disse che in quel momento aveva dei problemi, quindi non aveva la possibilità economica di ultimare i lavori, e mentre giravamo vicino a questa casa, mi ha detto in confidenza che c'erano delle persone che lo volevano contattare in merito su persone dei servizi segreti. Gli avevano fatto sapere che persone dei servizi segreti lo volevano contattare in merito al processo Andreotti per farlo ritrattare, offrendogli una somma di denaro dai 5 ai 6 miliardi. E quindi in un certo senso mi fece capire che che c'era la possibilità in futuro di avere la possibilità di questo denaro. Ma è stato, la realtà era che lui mi ha detto che queste persone che lo avevano contattato per farlo ritrattare era una persona lì vicina. E gli ho detto: ma chi è? Ma chi poteva essere? Cioè la persona che gli ha portato avanti, questo discorso. Poteva essere il Migliore, Baldassare Migliore. Allora il pubblico ministero gli chiede, non ho capito bene, come viene fuori questo nome di Migliore? Lo fa Di Maggio o lo fa lei? E maniscalco: no, lo fa Di Maggio. PM: cosa dice Di Maggio a proposito di Migliore in questo discorso? Maniscalco: che gli avevano fatto sapere al Di Maggio, gli avevano fatto sapere che persone dei servizi segreti volevano contattare Di Maggio in merito al processo Migliore. PM: il soggetto di questa frase chi è? Chi è che aveva fatto sapere a Di Maggio che persone dei servizi segreti lo volevano contattare? Baldassare Migliore. Quello che è importante capire è che questa dichiarazione è la prima in assoluto in ordine cronologico, quando inizia l'operazione Di Maggio inizia proprio con Maniscalco, che è il primo che viene arrestato, e Maniscalco è il primo che rende delle dichiarazioni che poi consentono di accertare la responsabilità di Di Maggio, e nel suo primo interrogatorio Di Maggio dice questo, Maniscalco dice questo, dopo viene la Barbera e poi alla fine viene Di Maggio. Il maniscalco ha poi riferito di essersi recato nuovamente in Toscana per incontrarsi con Di Maggio nel mese di maggio del 97, prima del tentato omicidio di Costanza. Consultando il tabulato, AMAP ha precisato che il viaggio avvenne dal 30 maggio al 1 giugno. In quell'occasione era partito in aereo da Palermo insieme a Michele Camarda e a Nicola Lazio. I loro cognomi nei biglietti aerei erano in parte modificati. Il suo era Aniscalco o Aniscalchi, quello di Lazio era Fazio o qualcosa del genere. Come vedremo, queste circostanze sono state riscontrate. In quell'occasione vide che sull'aereo vi erano anche il figlio di Di Maggio, il quale si recava autonomamente a Pisa per andare a trovare il padre, e tale Campanotta, imprenditore di San Giuseppe Jato, che viaggiava per i fatti suoi. Giunto a Pisa, aveva discusso con il Di Maggio della situazione di San Giuseppe Jato, manifestandogli tra l'altro la propria apprensione sia per il fatto che i delitti commessi cominciavano ad attirare l'attenzione degli investigatori sulle persone vicine ad esso Di Maggio, sia perché in paese circolava la voce che la responsabilità di quanto accadeva era riconducibile al Di Maggio. Gli aveva manifestato queste preoccupazioni anche nel suo interesse, ma il Di Maggio, a fronte di ciò, lo aveva rassicurato, dicendogli di stare tranquillo perché se egli fosse stato arrestato, Baldassare Migliore sapeva come muoversi e il da farsi.
Anche questa dichiarazione è stata resa a Maniscalco nel primo interrogatorio del 17 ottobre del 1997. Leggo il punto. Io ho detto questo, che in un certo senso mi preoccupavo, pure per lui, per noi, se succede qualche cosa, diciamo, di un arresto. Cioè mi preoccupavo proprio questo, se per un suo arresto, un mio arresto, e lui mi rassicurò dicendomi di stare tranquillo, che se a lui succedeva qualcosa, il migliore sapeva come adoperarsi. E io ho detto, dice, stai tranquillo, perché il migliore, diciamo, se succede qualche cosa a me, sa come muoversi. E queste sono state le sue parole. Le dichiarazioni di Maniscalco sui suoi incontri con Di Maggio sono state riscontrate. All'udienza del 7 aprile 98 Michele Camarda ha confermato che nel 1997, subito dopo che Maniscalco era uscito dal carcere, nel dicembre 96, si recò in Toscana per incontrare Di Maggio insieme a Nicola Lazio e a Giuseppe Maniscalco. Quella volta partirono da Palermo a bordo di una BMW 318 coupé del figlio di Maggio, col quale si imbarcarono sulla nave per Napoli, quindi il viaggio viene descritto negli stessi termini. All'udienza questo è il primo viaggio. All'udienza del 17 febbraio 98, Gioacchino La Barbera ha dichiarato che nel maggio-giugno 97, prima dell'estate, incontrò Giuseppe Maniscalco, e questo è il secondo viaggio, nella casa di Maggio in Toscana. In quell'occasione erano presenti Di Maggio, la moglie di questi e un figlio, Nicola Lazio e Michelangelo Camarda. Il ricordo di La Barbera sul punto si incrocia perfettamente con quello di Maniscalco, che al riguardo ha confermato di aver visto La Barbera a casa di Maggio in Toscana in occasione del secondo incontro nel maggio del 97. Infine, le dichiarazioni di Maniscalco hanno ricevuto piena conferma dai riscontri oggettivi acquisiti a seguito delle indagini della DIA. Primo viaggio in Toscana nel 97, gennaio 97, a puntuale riscontro delle dichiarazioni rese a Giuseppe Maniscalco. Nel corso dell'udienza del 2 marzo 98 il commissario Ferinacci, incaricato di svolgere relative indagini, ha riferito le seguenti circostanze, documentalmente provate. In data 19 gennaio 97, sul traghetto della Tirrenia, impegnato per la tratta Palermo-Napoli, si imbarca Camarda, Michelangelo, con al seguito una BMW intestata da Andrea Di Maggio, figlio di Baldassare. Maniscalco nei giorni di sabato 18 e domenica 19 1997 non lavora, il giorno 20 è assente per malattia e il giorno 21 riprende a lavorare alle ore 7:15. Secondo viaggio, anche per questo viaggio i riscontri forniti con la testimonianza di Farinacci confermano nel dettaglio quanto riferito a Maniscalco. In data 30 maggio 97, alle ore 12, sul volo AZ 1898 Palermo-Pisa viaggiano Campanotta, quell'imprenditore che viaggiava per i fatti suoi di cui ha parlato Maniscalco, e Giuseppe Di Maggio, fratello di Baldassare. Quel giorno Maniscalco fruisce di permesso ed esce dall'ufficio dell'ANAP alle ore 10:38, in tempo per andare a prendere l'aereo. Sabato 31 non lavora, riprende il servizio lunedì 2 giugno alle ore 7:10. Del terzo viaggio abbiamo già parlato sui riscontri, quello dell'agosto del 97. A questo punto il quadro probatorio si ricompone. Il piano finalizzato a indurre Di Maggio a ritrattare risale almeno al 1995. La prima data è quella di cui parla Camarda. Avvicinare Di Maggio e formulargli la proposta di ritrattare è tuttavia difficile e rischioso. Di Maggio era estremamente diffidente, certamente non si sarebbe fidato di un estraneo. La proposta di ritrattare poteva essere una trappola, ordita nei suoi confronti da quei servizi segreti che egli tanto temeva. Inoltre non si poteva escludere che fosse lo stesso Di Maggio a tendere una trappola ai suoi interlocutori, facendo credere di aderire alla proposta e denunciando poi i fatti alla magistratura. Non vi era dunque che una soluzione. Occorreva sondare Di Maggio senza scoprirsi tramite una persona di cui egli si fidava e che proprio in forza di tale rapporto non si sarebbe esposta al rischio di essere denunciata. La persona prescelta doveva essere a sua volta affidabile
per i registi dell'operazione, onde evitare il rischio che questi a sua volta potesse tradire il piano. Baldassare Migliore aveva tutte queste caratteristiche. Era un amico fidatissimo di Di Maggio, come tutti sapevano a San Giuseppe Jato, continuava a frequentarlo in Toscana e si sentiva spesso con lui al telefono. Era un ex limiano di ferro e un devoto di Andreotti. Versava in gravi difficoltà economiche ed era quindi sensibilissimo ad offerte economiche o a promesse di appoggi che cercava disperatamente per risolvere i suoi annosi problemi con la Telecom, di cui ha parlato in questo dibattimento. Proprio per la soluzione di questi problemi, egli si era rivolto ad Andreotti nel 1992 facendosi raccomandare da Monsignor Cassisa, arcivescovo di Monreale. Il contatto era già dunque stabilito, l'uomo giusto per compiere questa difficile missione azzerando i rischi. Migliore si fa avanti con Di Maggio nell'estate del 95. Gli propone di ritrattare le accuse nei confronti di Andreotti in cambio di denaro e di accusare la procura di Palermo di averlo indotto a dichiarare il falso. Si propone come tramite per Andreotti. Ma Di Maggio non è a quella data interessato, tant'è che a dicembre del 96 conferma le sue dichiarazioni in questo dibattimento. Ed infatti, prima del dicembre del 1996 non esistevano le condizioni che potessero rendere allettanti quelle proposte. Egli, sino a quella data, dicembre del 96, sperava di poter ottenere, ai sensi della normativa vigente, la capitalizzazione dell'assegno mensile. Dicevo, sperava a quella data di poter ottenere, ai sensi della normativa vigente, applicata, è bene sottolinearlo, anche nei confronti di altri collaboratori non appartenenti a Cosa Nostra, la capitalizzazione dell'assegno mensile, capitalizzazione che in base ai parametri stabiliti dalla Commissione ammontava a 2 miliardi. La corresponsione per vie legali di tale somma gli avrebbe consentito di risolvere i problemi economici della sua famiglia per il resto della vita senza correre alcun rischio. L'accettazione della proposta di ritrattare, accompagnata dall'offerta, della somma di 5-6 miliardi, se da un lato gli avrebbe consentito di acquisire una cifra tripla rispetto a quella della capitalizzazione, dall'altra lo avrebbe esposto alla perdita della somma della capitalizzazione, alla perdita dei benefici di legge, nonché all'incriminazione e alla condanna per calunnia nei confronti di Andreotti. Operando una fredda analisi costi-benefici, il gioco, sino a dicembre del 96, non valeva dunque la candela. Le cose cambiano dopo il dicembre del 1996. Di Maggio, dopo aver incassato 500 milioni, quale prima rata della somma di 2 miliardi dalla commissione centrale prevista dalla legge a titolo di capitalizzazione degli assegni mensili, non riceve il resto della somma da parte dello Stato. E di ciò si lamenta ancora nel giugno del 1997 con la Barbera, come questi ha riferito. Nel contempo, e questo è importante, comincia a rendersi conto di essere entrato nel mirino della Procura della Repubblica di Palermo e di non godere affatto, come credeva, di una sorta di impunità. Il primo segnale del crescere dei sospetti sulla sua condotta deriva dall'imposizione dell'obbligo di firmare un foglio di presenza. La circostanza è stata riferita all'udienza del 2 marzo, oltre che documentale, comunque in questo dibattimento, è stata riferita all'udienza del 2 marzo 98 da Giuseppe Maniscalco, che ha indicato proprio questa imposizione dell'obbligo della firma da parte della Procura di Palermo a Di Maggio come un segnale di allarme e di preoccupazione. A quel punto Di Maggio si comincia a rendere conto che c'è qualcosa che non funziona se gli viene imposto l'obbligo di firmare, che è sotto controllo, quindi i soldi non arrivano, la Procura di Palermo sta cominciando a indagare su di lui. A quel punto Di Maggio comincia a divenire ricettivo nei confronti delle vecchie proposte di ritrattazione risalenti al 1995 che egli prima non aveva preso in considerazione. Egli sente stringersi il cerchio delle indagini su di lui, si rende conto che la sua condotta criminale rischia di venire alla luce. Contemporaneamente la speranza di ottenere dallo Stato la corresponsione della rimanente somma della capitalizzazione si attenua sempre di più, rischiando di divenire, se scoperto, un miraggio. In questa nuova situazione, completamente diversa dalla precedente,
Le proposte prima rifiutate diventano ora allettanti. Una sorta di assicurazione per il futuro, una carta da giocare qualora avesse corso il pericolo, il rischio di essere arrestato. Migliore, che ha con lui un rapporto di continua frequentazione e che quindi è in grado di cogliere il suo cambiamento di umore, ritorna alla carica nei primi mesi del 1997. Ed ecco che Maniscalco ci racconta che nel gennaio del 97 Di Maggio gli dice di aver ricevuto una proposta tramite Migliore. Perso l'appuntamento del dicembre del 1996, in questo dibattimento si profila un'altra occasione da non perdere: la deposizione che Di Maggio avrebbe dovuto rendere nel processo a Perugia. Ma il rischio è ancora elevato e Di Maggio prende tempo. Troppo tempo. La sua audizione a Perugia si approssima, occorre spingere l'acceleratore. A questo punto esce allo scoperto Vito Ganci e riformula la stessa proposta di Migliore. Ganci utilizza rispetto a Migliore, il quale è per Di Maggio solo un vecchio amico, una risorsa in più. Fingendosi solo un mediatore, avverte Di Maggio che non può rifiutare le proposte e gli dice che egli ormai si è spinto troppo oltre, accettando di incontrare a Roma i due sconosciuti. Quelle sono persone che lo possono raggiungere dovunque e che non esiterebbero a ucciderlo se si tirasse indietro. Il pressing su Di Maggio continua nell'agosto del 97. Stavolta lo sconosciuto, l'aeroporto di Pisa, si presenta con Migliore a ricordare a Di Maggio i suoi impegni, e siamo nell'agosto del 97. La raffinatezza del piano si coglie pienamente solo se si riflette sul fatto che gli interlocutori di Di Maggio gli dicono nel giugno del 97 che egli sarebbe stato citato nel processo Andreotti e che in quella sede avrebbe dovuto ritrattare. La difesa, controesaminando sul punto Di Maggio, gli ha fatto rilevare che nessuno poteva prevedere nel giugno del 97 che egli sarebbe stato nuovamente arrestato nei mesi successivi e che a seguito di ciò sarebbe stato nuovamente chiamato a rendere dichiarazioni in questo dibattimento. E dunque, in assenza della condizio sine qua non del nuovo imprevedibile arresto, che senso avrebbe avuto da parte degli interlocutori del Di Maggio anticipargli che egli sarebbe stato nuovamente citato in questo processo? Da qui l'ulteriore domanda alla difesa se per caso gli era stato detto di ritrattare scrivendo una lettera oppure rilasciando un'intervista, modalità queste escluse dal Di Maggio. Seguendo il filo conduttore delle domande della difesa e delle risposte del Di Maggio, sembrerebbe doversi concludere che tutto il racconto del Di Maggio è privo di senso e di conseguenzialità. C'è un piccolo particolare che è sfuggito alla difesa e che dimostra al contrario come tutto quanto riferito al Di Maggio risponda al vero. I processi a carico del senatore Andreotti sono due. Uno è quello che si svolge a Palermo e l'altro è quello che si svolge a Perugia. Di Maggio, interrogato in questo dibattimento nel dicembre del 96, era inserito nella lista del pubblico ministero di Perugia tra i collaboratori chiamati a rendere dichiarazioni in quel dibattimento, dove in effetti è stato interrogato sulle circostanze originariamente oggetto del capitolato di prova in data 13 febbraio 98. Ecco dunque perché viene detto a Di Maggio che egli sarebbe stato nuovamente citato nel processo Andreotti. Ecco perché gli dicono, quando il Presidente ti chiede perché tu devi dire, il Presidente, quindi il Presidente del Collegio, gli devi dire che hai motivi di coscienza per dire la verità. Quello era il palcoscenico sul quale il Di Maggio avrebbe dovuto recitare la sua parte. Il processo Andreotti a Perugia. Una nuova citazione del Di Maggio in questo dibattimento, richiesta dall'imputato, non giustificata da fatti nuovi, il quale avrebbe dovuto tra l'altro anche fornire al riguardo plausibili spiegazioni di tale sua strana richiesta alla propria difesa tecnica, sarebbe stata per un verso sospetta, alla luce di quanto il Di Maggio avrebbe poi dovuto dichiarare, e per altro verso si sarebbe esposto al rischio di un rigetto da parte del Tribunale per l'inutilità di ripetere un atto, l'interrogatorio del Di Maggio già espletato nel dicembre del 96. Cioè, come fa? Andreotti dice voglio risentire Di Maggio, e perché? Che è successo di nuovo? Niente, e allora è inutile. L'audizione del Di Maggio nel dibattimento di Perugia invece sarebbe stata un fatto fisiologico, infatti in quanto programmata in periodo non sospetto. Tra Migliore e Ganci vi è dunque una sorta di staffetta.
Migliore prepara il terreno e Ganci interviene nel momento cruciale, quando Di Maggio, a seguito del maturare degli eventi, è divenuto ricettivo a proposte prima rifiutate. Noi dobbiamo rivedere l'incalzare degli eventi, un Di Maggio disperato, in un momento in cui si rende conto che sta per essere arrestato, che tutto è finito e che può giocare questa carta importantissima che comunque vada a finire, gli offre 6 miliardi che mette a posto la sua famiglia, in ogni caso. Entrambi, Ganci e Migliore, sono di San Giuseppe Jato, entrambi hanno collegamenti con Cosa Nostra, entrambi hanno collegamenti con Andreotti, entrambi incontrano Di Maggio, entrambi hanno rapporti con Salvatore Scalici, suocero del Di Maggio. Ma vi è di più, un ulteriore punto di congiunzione. Ancora, nel gennaio del 1998, Baldassare Migliore accompagnò il suocero del Di Maggio a Roma e in quell'occasione i due incontrarono Giovanni Simonetti, amico dell'avvocato Ganci, nella cui tenuta romana risiedeva all'epoca. Vedi, al riguardo le dichiarazioni di Scalici, Simonetti e Migliore. Possiamo fare una pausa? Sì, un quarto d'ora. E allora, quando vuole, verso le 2, quando ritiene? Sì. Non oltre le 2. No. Dunque, l'argomento sui tentativi di indurre Di Maggio a ritrattare è concluso, soltanto una piccola chiosa, un chiarimento. All'udienza del 28 gennaio 98, nel corso del controesame, la difesa, dopo aver chiesto a Di Maggio di raccontare nei particolari la vicenda dei suoi incontri con Ganci e delle proposte di ritrattazione ricevute da questi e dai due uomini con i quali si era incontrato all'autogrill di Roma Nord, ha formulato a Di Maggio la seguente domanda. Lei ricorda di avere parlato con Maniscalco della storia dell'incontro con Ganci e con altre due persone? Il Di Maggio ha risposto di non averne parlato con Maniscalco e la difesa ha osservato: dobbiamo dunque ritenere che queste cose sono state inventate da Maniscalco, ricevendo da Di Maggio la risposta: io penso di sì. Sembrerebbe quindi profilarsi un contrasto tra le dichiarazioni di Di Maggio e di Maniscalco, ma in realtà questo contrasto non esiste e deriva solo da un'indebita interpolazione operata dalla difesa, in buona fede si capisce, delle dichiarazioni rese da Maniscalco nel formulare le domande a Di Maggio. Infatti Maniscalco non ha mai affermato, né nel corso delle indagini preliminari, né in questo dibattimento, di aver appreso da Di Maggio dei due incontri avuti da questi con l'avvocato Ganci e delle proposte che il Ganci aveva fatto al Di Maggio in occasione di questi due specifici incontri. Maniscalco ha riferito di aver appreso da Di Maggio nel gennaio 97 che questi, tramite Baldassare Migliore, aveva ricevuto delle richieste di contatto da parte di persone dei servizi segreti che in cambio di 5-6 miliardi volevano proporgli di ritrattare le dichiarazioni che riguardavano Andreotti, che non sapeva se poi Di Maggio era stato o meno effettivamente contattato, che nel maggio del 97 e comunque prima del tentato omicidio di Costanza Di Maggio gli aveva detto che se fosse stato arrestato Migliore sapeva cosa fare, quando a Ganci ha detto che Di Maggio gli aveva detto di essersi incontrato con Ganci a Roma e che in quell'occasione questi gli aveva chiesto di dargli una mano perché temeva che Di Matteo potesse rendere dichiarazioni su di lui e si era reso disponibile a fargli avere degli atti processuali concernenti le dichiarazioni rese da Giovanni Brusca. Quindi l'unico punto in cui Maniscalco fa riferimento all'avvocato Ganci è questo, in cui dice che Di Maggio gli aveva raccontato che Ganci gli aveva chiesto una mano perché temeva che Di Matteo potesse rendere delle dichiarazioni su di lui. Cosa accade? Questo è il contenuto della dichiarazione. Quando la difesa fa la domanda a Di Maggio, invece di dirgli guardi che Maniscalco ha riferito questo, è vero o non è vero, gli formula la domanda come se Maniscalco avesse detto di aver appreso da Di Maggio che Ganci si era incontrato con Di Maggio all'autogrill di Roma Nord con i due sconosciuti. E infatti cosa dice?
legga il punto. Quindi si rivolge a Di Maggio, quindi le viene contestato che Maniscalco afferma di aver ricevuto da lei questa confidenza, e cioè l'incontro, quello dell'avvocato Ganci, evidentemente con due persone. Questa affermazione Maniscalco non l'ha mai fatta. Maniscalco ha detto di aver appreso da Di Maggio delle proposte dei servizi segreti nel gennaio del 1997. E poi quest'altra cosa di Ganci. La difesa nel formulario della domanda ha messo insieme queste due cose e ha detto a Maniscalco, ha detto a Di Maggio, Maniscalco ha detto che lei gli ha riferito di aver ricevuto proposte di servizi segreti e quindi evidentemente di Ganci è l'incontro con le due persone. E Maniscalco ha detto, e Di Maggio ha detto no, io non gliel'ho riferito, ed è vero. Infatti, quando Di Maggio è stato sentito, ha detto quello che io ho detto a qualcuno, cioè per dire a Maniscalco, alla Barbera, gli ho detto esclusivamente che se domani mi arrestano io ho un personaggio per fare ribaltare tutto il processo Andreotti, accusando i magistrati e la procura di Palermo. Cioè, in sostanza, nel formulare la domanda, la difesa ha inserito una sua illazione, e cioè che Di Maggio aveva riferito a Maniscalco dell'incontro con Ganci e delle proposte ricevute all'Autogrill di Roma, cosa che Maniscalco non ha mai detto. Quindi il contrasto tra le dichiarazioni tra Di Maggio e Maniscalco sul punto non esiste. Questa parte della requisitoria che io mi limiterò a svolgere nei suoi tratti essenziali, rimandando poi per il resto allo scritto, è dedicata alla organica ed analitica esposizione di tutte le risultanze probatorie, documenti e deposizioni testimoniali che hanno dimostrato che Giulio Andreotti ha dimostrato come Giulio Andreotti abbia effettuato numerosi viaggi fuori sede rimasti ignoti agli organi dell'Arma dei Carabinieri, ai quali era devoluto il compito di assicurare i suoi servizi di scorta. Come di alcuni di tali viaggi non sia rimasta la benché minima traccia. Come inoltre Giulio Andreotti abbia effettuato viaggi senza scorta. Come infine anche la documentazione relativa ai suoi viaggi ufficiali e quindi pubblici si sia rivelata in molti casi assolutamente inidonea a ricostruire i suoi effettivi spostamenti, risultati diversi da quelli indicati in tali documenti. L'esposizione si articola in 3 diversi capitoli. Il primo capitolo riguarda i servizi di scorta, il secondo capitolo riguarda i viaggi aerei, il terzo capitolo riguarda gli aeroporti. Servizi di scorta. Prima di tutto si è provveduto ad accertare quali fossero i dispositivi di sicurezza e di vigilanza che erano stati predisposti. Dalla documentazione acquisita dall'esame dei testi risulta che Salvatore Andreotti fin dal 1974 disponeva di un servizio di scorta effettuato dai militari dell'Arma dei Carabinieri, ai quali era devoluto il compito di accompagnarlo sia in Roma sia negli spostamenti fuori la capitale. Nel 1980 tale servizio era ripartito tra la cosiddetta prima scorta e la seconda scorta, che lo seguiva solo all'interno della città di Roma. Negli spostamenti fuori sede Andreotti era accompagnato a volte da un solo componente della prima scorta, a volte da 2 componenti, a volte da 3. Più in particolare dei documenti trasmessi dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, contenente l'elenco dei viaggi ufficiali di Andreotti, risultano dal 1975 al 1992 315 viaggi con un solo militare al seguito, 221 viaggi con 2 militari al seguito, 128 viaggi con 3 militari al seguito. Ancora più in dettaglio, per quanto riguarda i 24 viaggi in Sicilia indicati negli elenchi predetti, risulta un viaggio senza alcun componente della scorta romana, 27.577, 14 viaggi con un solo componente della scorta al seguito, 7 viaggi con 2 componenti, 2 viaggi con 3 componenti. Disponeva altresì di un servizio di vigilanza di tipo fissa presso lo studio privato, l'abitazione e il garage. Nel tempo,
I capi della prima scorta sono stati il maresciallo Russo e il maresciallo Nobili, capi scorta dal 1974. Il maresciallo Nobili e il maresciallo Zenobi, che sostituì il maresciallo Russo dalla fine del 1980. Il maresciallo Nobili e il maresciallo Buttarelli, che sostituì il maresciallo Nobili dal 1988. I capi scorta e gli altri componenti della scorta si alternavano nei turni di servizio. Il capo scorta aveva il compito di comunicare all'ufficio scorte il programma del viaggio e sulla base di tale input l'ufficio predisponeva tramite i comandi locali i servizi di supporto nelle località raggiunte dal viaggio. Nell'allegato 7 alla memoria difensiva depositata dall'imputato all'inizio delle indagini, questa evidenziava: tutti gli spostamenti vengono segnalati per iscritto, e sottolineava per iscritto, ai comandi superiori dell'Arma dei Carabinieri, menzionando luogo, giorno ed ora, tipo di impegno, con la richiesta di ausilio nel servizio di scorta al comando dell'Arma della località. Sono stati quindi acquisiti presso il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e il Comando Regionale Carabinieri Lazio, dal quale dipendeva il nucleo scorta, tutti i documenti relativi ai servizi di scorta del senatore Andreotti dal 1975 al 1993, ivi comprese alcune giacenze di archivio. Già nella fase iniziale delle indagini emergeva che la documentazione trasmessa non faceva alcuna menzione di alcuni viaggi dell'imputato, la cui esistenza era stata già accertata mediante altre fonti, come ad esempio un viaggio a Mazzara del Vallo in data 19 agosto 85, in occasione del quale, peraltro, come risultava dalla testimonianza resa da un funzionario di polizia, del luogo Andreotti avevano avuto un incontro riservato con Andrea Manciarrecina. Nel prosieguo delle indagini, il cui contenuto è stato integralmente travasato nell'istruttoria dibattimentale, si accertava l'esistenza di più di 60 viaggi di Andreotti, dei quali non vi era alcuna menzione nella documentazione trasmessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Si tratta di una ricerca che è stata condotta a campione. Nel corso delle udienze del 24, 25, 26 e 30 giugno 97 hanno deposto in aula i carabinieri della scorta del senatore Andreotti e gli ufficiali dell'Arma, comandanti negli anni 80 il nucleo scorta. Per il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è intervenuto il colonnello Leonardo Gallitelli, comandante provinciale di Roma, il quale ha curato la raccolta di tutta la documentazione, poi trasmessa alla Procura di Palermo, relativa ai viaggi della scorta del senatore Andreotti. È stato così appurato che il sistema di vigilanza che ho appena descritto esisteva in realtà solo sulla carta e che invece nella prassi applicativa tale sistema veniva frequentemente disatteso ogni volta che per vari motivi se ne ravvisava l'opportunità da parte dell'imputato o da parte dei suoi capiscorta. Alla luce delle dichiarazioni dei testi e dei documenti acquisiti sono stati ricostruiti i motivi ed i comportamenti concreti che hanno reso possibile tale ripetuta vanificazione del protocollo operativo in astratto predisposto. Per molti anni, ed in modo fortemente accentuato sino agli anni '80, l'ufficio scorte, costituito solo nel 1980, ha sofferto di gravi disfunzioni organizzative per l'inesistenza di personale qualificato, di strutture e di protocolli operativi. Molto era lasciato, in assenza di esperienza, all'improvvisazione e alla buona volontà dei singoli. L'importante era che comunque in concreto venisse garantita la sicurezza della personalità scortata. Lo stesso maresciallo Benito Nobili, uno dei capiscorta di Andreotti, per giustificare varie omissioni, ha ammesso che nessuno impartiva ordini precisi circa il modo in cui i componenti delle scorte si dovevano comportare. All'udienza del 24 giugno 1997 ha detto: i primi tempi erano un po' di caos, perché i primi tempi, cioè dal 1974 all'82, noi abbiamo cambiato parecchi reparti e sinceramente nessuno ci dava un ordine preciso. Noi sapevamo soltanto che dovevamo salvaguardare la personalità, ma non c'era un regolamento che prescriveva bisogna fare questo, questo e questo. Noi abbiamo inventato da soli il servizio, si può dire. All'interno di questo panorama di disfunzioni organizzative di ordine generale, i capiscorta di Andreotti operavano poi spesso legibus soluti, sicché tale scorta si muoveva come una monade all'interno dell'ufficio di cui faceva parte,
svincolata, quanto lo ritenevo opportuno, da vincoli e da pastoie gerarchico-burocratiche. Ciò avveniva anche perché i capiscorta godevano della luce riflessa della personalità alla quale erano addetti, Giulio Andreotti, con il quale essi avevano stabilito un particolare rapporto personale, rapporto in forza del quale ricevevano dallo stesso frequenti regali in denaro, nonché vari privilegi, quali ad esempio quello di ricevere, per il solo fatto di essere componente della sua scorta, l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Estremamente significative in tal senso sono ad esempio le dichiarazioni rese in danno Cavaliere della Repubblica? della Repubblica, sì. O del lavoro? Del lavoro. Poi c'è il punto, il verbale, c'è un punto in cui leggo il verbale e chiariremo. No, nel lavoro sono quelli che industriali, Di solito sono industriali. come vieni dell'Organizzazione della Repubblica. Se infatti fa accertamento, va bene. Viene dichiarato testualmente, lo troveremo più avanti. Estremamente significative in tal senso sono ad esempio le dichiarazioni rese in data 2 dicembre 1994 dal tenente colonnello Celestino Formenti, che è defunto e quindi le cui dichiarazioni sono state acquisite. Domanda: in che modo era disciplinato il servizio nel caso di spostamenti fuori sede e in particolare per gli spostamenti fuori sede dell'onorevole Andreotti? Risposta: il capo scorta ci avvisava, bontà sua, che partiva e poi ci informava sugli spostamenti. Domanda: perché lei ha usato l'espressione bontà sua? Risposta: perché i militari addetti al servizio di scorta dell'onorevole Andreotti avevano instaurato con lo stesso un rapporto di particolare fiducia. Domanda: che cosa intende con l'espressione un rapporto di particolare fiducia? Risposta: intendo dire che loro facevano bene il loro lavoro e l'onorevole Andreotti quanto poteva gli dava una mano. Domanda: in che senso gli dava una mano? Risposta: nel senso che poteva aiutarli per esigenze di carattere personale. Devo dire che vi era in giro una forte aspirazione ad essere addetti al servizio di personalità politiche di rilievo per poter usufruire di vari benefici. Essere componente della scorta Andreotti significava acquisire prestigio. Domanda: vuole chiarire meglio in che senso ha usato l'espressione bontà sua? Risposta: volevo dire che i capi scorta dell'onorevole Andreotti non mi comunicavano, sempre in anticipo, gli spostamenti, ma organizzavano tutto loro. Se avevano difficoltà si rivolgevano a me. Questo è un comandante del nucleo scorta. Cavaliere della Repubblica. La particolare natura del rapporto che si era instaurato tra Andreotti e i suoi capiscorta è peraltro emersa in tutta l'inquietante nettezza dei suoi contorni in occasione di un episodio dagli stessi confessato, nei quali essi si sono resi strumento, alcuni di essi si sono resi strumenti dell'imputato nel tentativo di inquinare durante le indagini le prove concernenti i viaggi effettuati in Sicilia. Grazie a tale stato di cose, i capiscorta e l'imputato non solo hanno ripetutamente omesso di comunicare ai superiori una serie di viaggi di Andreotti, ma hanno altresì omesso di redigere documenti di varia natura, ordini di servizio, fogli di viaggio previsti dai regolamenti, azzerando le tracce documentali dei movimenti effettuati dall'imputato. Persino documenti di secondaria importanza, come i fogli di marcia delle auto di servizio, relativi ai soli spostamenti effettuati in macchina, sono stati redatti in modo che risulta impossibile la ricostruzione dei movimenti effettuati con quel mezzo. Così, ad esempio, per il periodo feriale trascorso da Andreotti dal 6 agosto al 6 settembre 1981 a Cortina d'Ampezzo e a Merano, dai fogli di marcia risulta percorso un chilometraggio complessivo di ben 6.233 km, pari al raggio terrestre dell'equatore. Tale chilometraggio complessivo è incomparabilmente inferiore alla sommatoria delle distanze chilometriche relative ai percorsi che risultano ufficialmente indicati nei fogli di marcia come effettuati, oltre all'andata e il ritorno da Roma, all'interno delle cittadine di Cortina e di Merano o per recarsi in luoghi siti a pochi chilometri di distanza dalle stesse. Nonostante le ripetute domande del pubblico ministero in udienza, non è stato possibile
sapere da chi aveva redatto quei fogli di marcia dove Andreotti si fosse effettivamente recato percorrendo 6.233 chilometri al di là dei percorsi urbani all'interno di Cortina di Merano e delle gite negli immediati dintorni. Né è possibile ricostruire tali movimenti in alcun modo, giacché ufficialmente all'ufficio scorte di Roma e al comando generale dei Carabinieri Andreotti risultava stazionare a Cortina e a Merano, come risulta dalla documentazione trasmessa che non fa menzione di altre località. Le indagini sono state estese anche presso gli organi periferici, cioè le compagnie e le stazioni dei Carabinieri, nonché questure dei luoghi fuori sede ove Andreotti si era recato ufficialmente nel corso dei suoi viaggi. Lo stupefacente risultato è che in molti casi, come vedremo analiticamente, neppure presso tali strutture è rimasta traccia di transiti, anche recenti, di Andreotti. Tutto ciò dimostra come l'assunto dell'imputato, secondo il quale tutti i suoi viaggi sono documentati ed egli non poteva muovere un passo senza che le strutture dell'Arma dei Carabinieri ne fossero a conoscenza, sia assolutamente privo di fondamento. Egli in realtà aveva la più ampia possibilità, grazie al sistema che abbiamo indicato e che egli stesso aveva contribuito a creare, di muoversi quando e come voleva senza lasciare tracce documentali. Ciò premesso, passiamo ad esaminare analiticamente i punti che abbiamo evidenziato. L'ufficio scorte di Roma. Dalle deposizioni rese dai militari della scorta del senatore Andreotti e dagli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri sono emerse tutte le lacune, le gravi disfunzioni organizzative e le carenze strutturali che l'ufficio scorta ha vissuto fin dalla sua costituzione 1980 al 1993, data in cui è avvenuta una unificazione complessiva del servizio anche dal punto di vista amministrativo del personale delle scorte. L'ufficio scorte infatti all'inizio non esisteva, doveva essere creato, costituito e il relativo servizio, privo di protocolli operativi ed affidato a personale privo di specializzazione, era rimesso, come riferito dai militari dell'Arma, allo spirito di iniziativa e alla buona volontà dei singoli. Non esistevano regole fisse e piena autonomia era lasciata alle scorte e ai capiscorta. Ciò che premeva era che il servizio fosse comunque espletato. In particolare, dal 1974 i militari dell'Arma dei Carabinieri di scorta Andreotti dipendevano dal gabinetto del Ministero della Difesa. Dal 1977 erano state affidate al reparto servizi sicurezza enti vari, un reparto contenitore in cui confluiva dai più disparati uffici, ivi compreso il museo storico dell'Arma dei Carabinieri, tutto il personale che non trovava un migliore inquadramento organico in altri reparti e che quindi era privo di qualsiasi specializzazione. Dal settembre del 1980 il servizio era stato affidato al Nucleo Scorte, un ufficio di nuova costituzione rimasto privo di una sua sede e di strutture adeguate sino al 1983. Sino al 1983 il servizio era stato svolto nella pressoché totale assenza di regole, senza alcun protocollo operativo. Erano le stesse personalità scortate a scegliere a volte i militari addetti alla loro scorta in base a particolari rapporti fiduciari. I militari al servizio di Andreotti, come ho detto, costituivano una sorta di monade indipendente dall'ufficio, nel senso che essi comunicavano all'ufficio e ai loro superiori gli spostamenti dell'onorevole solo se e quando lo ritenevano opportuno. Essi, come ha riferito il maresciallo Nobili, inventavano il servizio da soli. A volte i comandanti del servizio scorte non sapevano neppure dove i loro uomini si trovassero, come ha riferito il maggiore Passaro. A seguito di tale comportamento, della mancata compilazione, in molti casi, dei preavvisi di viaggio, che potevano essere scritti, orali e telefonici, nonché della compilazione dei fogli di viaggio, documenti dai quali sarebbe stato possibile desumere a posteriori i movimenti fuori sede di Andreotti, si è venuto a determinare un grave ed incolmabile vuoto informativo, sicché, come ha chiarito il colonnello Leonardo Gallitelli, gli elenchi degli spostamenti fuori sede del senatore Andreotti, trasmessi dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, non offrono alcuna garanzia di completezza, essendo possibile che di alcuni spostamenti fuori sede del senatore non sia rimasta alcuna traccia documentale. Leggo alcuni passi della dichiarazione di Gallitelli. La scorta
che è il comandante generale. La scorta ha vissuto dei trasferimenti di ordinamento, dipendenze dal reparto operativo, poi un reparto servizi di sicurezza enti vari, poi al nucleo scorte. Mancava quindi una disciplina organica del servizio. Più avanti, non c'era una collocazione organica chiara, quale quella che poi si è verificata dopo il 1981, soprattutto dopo il 1993, con l'ordinamento regionale, quando il nucleo scorte ha assunto una sua autonomia anche amministrativa. PM, esisteva, una disciplina regolamentata di questo servizio? Gallitelli, no, non c'era frammentarietà anche di questa regolamentazione. Dichiarazione resa da Celestino Formenti, tenente colonnello ai Carabinieri: ho comandato il reparto servizi di sicurezza antivari dal 31 maggio 78 al 29 ottobre 81, sino al settembre l'80, data in cui è stato istituito il nucleo scorte. Il reparto di cui ero comandante gestiva il servizio di scorta di varie personalità, tra le quali l'onorevole Giulio Andreotti. Domanda: prima dell'istituzione del nucleo scorte esisteva una regolamentazione delle modalità di svolgimento del servizio scorte? Esistevano i protocolli operativi? Risposta: non esisteva in realtà a quella data una regolamentazione di tale servizio. Sulla scorta dell'esperienza che via via veniva acquisita si procedette ad una progressiva regolamentazione. E ancora, nel reparto servizi di sicurezza io cercavo di fare del mio meglio per stare dietro alla situazione e per rendere un buon servizio. Maggiore Passaro, dal settembre 80 fino all'81, in contemporanea con altro incarico, ha comandato il nucleo scorte di Roma. Il nucleo scorte viene costituito più o meno nell'80, raccogliendo un insieme di carabinieri e di personalità che naturalmente venivano scortate da vari enti, cioè si è cercato di costituire per la prima volta qualcosa da un punto di vista organico che prima non esisteva. Pubblico Ministero, quando lei dice che si era in un momento iniziale, quando lei prende questo comando, trova già un protocollo operativo, una regolamentazione, una disciplina? Passaro, io la trovo estremamente confusa, perché il nucleo scorte sfugge, almeno nel momento iniziale, non solo nei momenti successivi, a quello che è una rigida forma e sostanza che vige in genere negli altri reparti. È ancora più difficile inquadrare un nucleo scorte con provenienze differenti, caserme differenti, autovetture differenti. Siamo in un momento di istituzione, quindi naturalmente i primi interessi che sono concreti sono nel cercare di capire con chi si ha a che fare, quali sono i compiti e chi gli si dovrà dare, l'addestramento, l'organizzazione delle macchine, l'accasermamento. Si tratta di istituire qualcosa che non esiste e quindi iniziare dal livello più basso, per poi dopo naturalmente cercare di migliorare il servizio. Si tratta di capire che cosa bisogna fare. Più avanti, lei si immagini di dover controllare 300 uomini che sono su 15 caserme, oppure di cui si sa ancora poco. Si trattava di costituire tutto dalla base. Poi ancora, io potevo sapere anche dove non dormissero, cioè io potevo anche non sapere dove dormissero i miei carabinieri. Potevo tranquillamente non saperlo, perché siamo all'inizio, cioè non è un qualcosa, siccome naturalmente la provenienza è eterogenea, effettivamente ci troviamo in un caso di costituzione e quindi in molti casi non lo sapevo. Maggiore Orazio Palermo, siamo nella successione del comandante del nucleo scorte dall'83 all'87. PM, quando lei ha assunto il comando del nucleo scorte, il nucleo scorte aveva una sua sede autonoma? No, quando io sono stato chiamato a dirigere questo reparto mi sono trovato davanti un reparto che era ancora in fase di formazione, non aveva una sede. E il pubblico ministero, quindi mi scusi, questo personale era sparpagliato in tante caserme romane? E il pubblico ministero, quindi mi scusi, questo personale era sparpagliato in tante caserme romane? Palermo, sì, mi riferisco in genere a tutto il personale del nucleo. Erano un certo numero di persone che addirittura pochi erano definitivi in servizio effettivo, solo con gli esclusivi compiti, e poi gli altri, cioè dopo che sono arrivato io è stato costituito il nucleo organico con un certo numero di carabinieri. E poi dice Maggiore Rodolfo Tassaro, il PM chiede: le singole scorte avevano in quel periodo la stessa autonomia di altri corpi dell'Arma dei Carabinieri, quali possono essere nucleo operativo, sezione catturandi? Passaro, avevano maggiore autonomia per due ragioni: per il tipo di servizio e per la provenienza.
cioè ci troviamo in un servizio che viene a essere istituito, quindi chiaramente non è specificamente regolamentato. E il caposcorta di Andreotti Nobili dice: i primi tempi erano un caos. Le comunicazioni dei capiscorta. In tale contesto che abbiamo descritto assume notevole rilevanza la figura del caposcorta, cioè di colui che materialmente comunicava all'ufficio la partenza, il movimento, il viaggio della personalità. Tali comunicazioni di norma avrebbero dovuto essere segnalate per iscritto, oppure oralmente o telefonicamente, secondo i casi. Se il viaggio era programmato, vi era una comunicazione scritta con allegato il programma. Se vi era una partenza improvvisa, doveva essere data appena possibile comunicazione orale o telefonica. Bene, numerosissimi sono i viaggi effettuati da Andreotti, ricostruiti nel corso dell'udienza dell'11 novembre 97 del maresciallo Poliziotto della DIA, sulla base di fonti diverse da quelle fornite dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e di cui non si ha traccia negli archivi dell'Arma dei Carabinieri, viaggi all'estero e in Italia. In ordine alla totale assenza di documenti inerenti alle comunicazioni di tali viaggi da parte dei capiscorta, sono state fornite illuminanti risposte dagli ufficiali dei Carabinieri e dagli stessi capiscorta sentiti in questo dibattimento. Il tenente colonnello Formenti, come abbiamo detto, ha riferito che i militari addetti alla scorta Andreotti a volte neppure gli comunicavano gli spostamenti fuori sede di questi. Il colonnello Gallitelli ha dichiarato che i capiscorta si muovevano in autonomia e si rivolgevano al comando da cui dipendevano solo se ravvisavano esigenze operative. Essi godevano di fatto di un margine di discrezionalità tale da non comunicare gli spostamenti qualora, a loro avviso, tali esigenze non sussistevano, sicché era possibile che il comando non sapesse per più giorni dove gli uomini di scorta si trovavano esattamente. Pubblico Ministero dice: a questo proposito, solo per ravvivare la sua memoria, il 1 dicembre del 94 lei ha dichiarato: il personale di scorta si muoveva in autonomia e si rivolgeva al comando da cui dipendeva solo se ravvisava esigenze operative. Gallitelli: sì, esatto. PM: naturalmente tale doveva essere gestita in modo tale da garantire la sicurezza della personalità. Gallitelli: sì, sostanzialmente è quello che ho cercato di dire. Pubblico Ministero: c'era anche un margine di discrezionalità affidato ai capiscorta, cioè di comunicare il movimento se si ravvisava di un'esigenza di sicurezza o di non comunicarlo se non si ravvisava? Colonnello Gallitelli: sì. PM: quindi c'era anche un margine di discrezionalità? Gallitelli: certo. Ancora più avanti c'è una domanda della difesa che dice a colonnello Gallitelli: avvocato Coppi, se per esempio una scorta avesse accompagnato il senatore Andreotti per 2 o 3 giorni a Palermo, è mai accaduto che il comando per alcuni giorni non sapesse dove erano dei suoi uomini ed è possibile che per regolamento questo accada? Gallitelli: avvocato, se lei fa l'esempio specifico di una scorta che si muove da Roma a Palermo e resta a Palermo per 3 giorni, io mi rifaccio al suo esempio specifico. È ben possibile che in quei 3 giorni il comando di Roma possa non sapere esattamente cosa sta facendo la scorta in quel momento. Che cosa ha fatto in quei 3 giorni? Perché noi non abbiamo l'ordine di servizio. Questo è il comandante generale di Roma, che incorpora anche il nucleo scorta e che ci ha trasmesso tutta la documentazione relativa. I capi scorta Nobili, Zenobi e Buttarelli hanno reso al riguardo le seguenti dichiarazioni. Il primo ha dichiarato, Nobili, che a volte per spostamenti improvvisi si limitava a dare comunicazioni orali o telefoniche. Ha ammesso che per variazioni di percorso decise all'ultimo momento poteva essere accaduto che non vi era stato il tempo di fare le dovute comunicazioni. Il secondo, Zenobi, ha dichiarato che a volte si comunicava la partenza solo oralmente. Il terzo, Buttarelli, non ha saputo fornire spiegazioni, limitandosi ad ammettere che i capi scorta erano tenuti a segnalare gli spostamenti. A proposito del Buttarelli, capo scorta, è stato documentalmente accertato che egli non comunicò, per esempio, che Andreotti in data 28 settembre 1987 si era recato in aereo a Bonn. Tale viaggio è stato ricostruito solo a seguito delle indagini della DIA.
udienza dell'11 novembre 97, Pulizzotto, 28 settembre 87, viaggia a Bonn, cita dei documenti, e poi dice al documento 150: non risulta che il 28 settembre 87 vi sia uno spostamento Bonn-Ciampino, né so dirvi come sia arrivato mai a Bonn, attesa che la segnalazione precedente mi indica un viaggio a Parigi e negli Stati Uniti dal 21 al 26 settembre 87. Gli spostamenti fuori sede. Il maggiore Rodolfo Passero ha confermato che è stato costretto a intervenire per modificare l'abitudine pregressa dei capiscorta, abitudine acquisita sulla base dei rapporti fiduciari da loro stabiliti con la personalità da scortare, di non comunicare gli spostamenti fuori sede, né descrivere poi i servizi di viabilità e di sicurezza che per prassi dovevano essere assicurati a cura del comando dei carabinieri dei luoghi di arrivo. Il maggiore ha significativamente puntualizzato che tali servizi locali venivano attivati solo se si verificavano una serie di condizioni, la prima delle quali era che la personalità dicesse alla sua scorta dove doveva recarsi. Testualmente: di prassi sicuramente le devo dire che se una personalità dice dove va, e quindi chiaramente lo dice alla sua scorta, e se la sua scorta a sua volta lo dice naturalmente al suo comandante, o lo può fare direttamente o tramite il comando, e allora vengono attivati, eccetera, eccetera. E sempre Passaro: come ho già detto in precedenza, i capiscorta venivano da un'abitudine pregressa, ormai acquisita, di un rapporto di fiducia con le persone da scortare. Io sono intervenuto per modificare tale abitudine e far sì che i capiscorta comunicassero gli spostamenti all'ufficio, che in tal senso la comunicazione veniva inoltrata dall'ufficio del nucleo scorta al reparto servizi magistratura, e trattandosi di spostamenti riservati e oggetto di particolari misure di sicurezza, venivano da quest'ufficio comunicati alla Legione a Roma, probabilmente a mezzo di messaggio cifrato. Fra i numerosi viaggi del senatore Andreotti non segnalati dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, ai quali sarà dedicata nel proseguo della requisitoria un'approfondita analisi ricostruttiva, rientrano quelle effettuate durante i soggiorni in Merano Cortina, luogo abituale di vacanze della personalità. Infatti è emerso che di tali spostamenti di Andreotti, ad esempio Merano-Roma, 21 agosto 81, Merano-Trapani, 19 agosto 85, eccetera, non risulta traccia nella documentazione trasmessa dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri di Roma. Il maresciallo Nobile, richiesto di spiegazione al riguardo, ha dichiarato che in questi casi i capiscorta si limitavano ad avvertire la compagnia dei Carabinieri di Merano. Quando gli è stato fatto rilevare che, per esempio, per un viaggio effettuato da Andreotti da Merano a Roma, in data 21 agosto 81, non esiste alcuna traccia documentale presso il nucleo scorte di Roma ed il Comando Generale dei Carabinieri, Nobile ha dichiarato che per i viaggi effettuati con rientro di giornata ci si limitava ad un avviso telefonico del quale poi non rimaneva alcuna traccia. Il maresciallo Buttarelli ha dichiarato che quando Andreotti trascorreva le ferie in Trentino, i capiscorta facevano riferimento al comando dei Carabinieri di Cortina o alla compagnia di Merano, che avrebbero dovuto a loro volta comunicare al nucleo scorte di Roma eventuali spostamenti di Andreotti dei luoghi di residenza estiva. Richiesto di spiegare come mai non vi fosse alcuna traccia documentale presso il nucleo scorte di Roma e il comando generale di una crociera effettuata da Andreotti dal 24 agosto 92 al 2 settembre 92, non ha saputo fornire alcuna risposta. L'appuntato Callon Russo ha dichiarato che normalmente, quando Andreotti si trovava fuori Roma, non veniva data comunicazione a Roma degli spostamenti effettuati da Andreotti dalla località in cui si trovava. Il maresciallo Zenobbi ha dichiarato che durante le ferie estive a Cortina facevano capo per le comunicazioni al comando carabinieri del luogo. Il maggiore Orazio Palermo ha dichiarato di non ricordare se la scorta di Andreotti gli comunicava gli spostamenti effettuati da Cortina e gli spostamenti effettuati dai luoghi di destinazione originariamente programmati. Non ricordava neppure se i comandi locali erano tenuti a comunicare al nucleo scorte di Roma tali spostamenti.
Il colonnello Gallitelli ha chiarito che tali spostamenti potevano anche non essere comunicati e che tale situazione perdurava addirittura anche sino alla data della sua deposizione in questo dibattimento, nel giugno del 1997. Così, ad esempio, non era stato comunicato il viaggio di Andreotti da Merano a Roma in data 21 agosto 81. Come ha chiarito il maresciallo Polizzotto, tutto ciò si è verificato tra l'altro in totale disapplicazione di un regolamento dell'Arma dei Carabinieri che sancisce l'obbligo dei comandi locali di segnalare al comando superiore, che a sua volta ha l'obbligo di segnalare al comando generale, i transiti nel proprio territorio di una qualsiasi personalità. Il regolamento è citato nel corso dell'udienza, evito di ripeterlo. È stato poi effettuato anche un accertamento presso alcune compagnie e comandi dei carabinieri locali per verificare se era stato registrato il transito di Andreotti nei territori rientranti nella loro competenza. Lo stupefacente risultato è che tali comandi locali non sono stati in grado di comunicare tali transiti. In particolare, i carabinieri di Trapani Birgi non sono stati in grado di comunicare tutti i transiti di Andreotti da quell'aeroporto e addirittura non avevano neppure cognizione o comunque non conservavano traccia documentale di un transito ufficiale di Andreotti all'aeroporto di Trapani Birgi effettuata in data 11 giugno 1991. I carabinieri di Catania Fontanarossa non sono stati in grado di comunicare tutti i transiti di Andreotti da quell'aeroporto. E a volte presso altri comandi locali dell'Arma fuori dell'isola non risulta il transito di Andreotti come in occasione del viaggio a Milano dell'11 giugno 1980. E ancora altre volte presso i carabinieri dell'aeroporto di Catania Fontanarossa l'arrivo con aereo privato del senatore Andreotti da Cagliari e la successiva partenza con lo stesso velivolo per Venezia in data 5 giugno 89 viene segnalata erroneamente. È stato altresì accertato che in linea generale, alcune segnalazioni dell'Arma dei Carabinieri, oltre ad essere non coincidenti tra di loro, in quanto segnalano un dato viaggio in modo difforme tra i vari documenti, indicano a volte viaggi di Andreotti che non sono stati mai effettuati, come in occasione del viaggio segnalato a Bruxelles del 21 luglio 86, cui Andreotti rinunciò per improvvisi impegni, o di quello segnalato a Trapani in data 24 novembre 1990. L'accertamento esteso anche alle questure ha evidenziato l'esistenza di analoghi e gravi vuoti informativi. Per esempio, quanto al viaggio di Andreotti in Sicilia del 17 e 18 giugno 86, segnalato peraltro ai carabinieri per il solo giorno 17 giugno 86 e con percorso Roma, Catania, Messina, Reggio Calabria, Palermo, Roma, le questure dell'isola hanno riferito quanto segue. Questura di Catania arriva a Catania il 17 giugno, breve tappa a Siracusa, con rientro a Catania ove pernotta. L'indomani 18 riparte per Messina. Questura di Siracusa non è passato. Questura Messina non è passato. Questura Palermo arriva 18 pomeriggio da Roma, invece arriva da Reggio Calabria, pernottata all'Hotel Palace, invece non risulta, riparte il 19 per Catania, invece è ripartito la sera del 18 per Roma. Dunque, come si nota, non è possibile, al fine di ricostruire i movimenti Andreotti, fare alcun affidamento, neppure sui documenti esistenti presso le questure. E infatti la questura di Messina ha comunicato che, contrariamente al vero, Andreotti il 18 giugno 86 non si era recato in quella città. La questura di Palermo a sua volta ha comunicato erroneamente che Andreotti era giunto il 18 giugno a Palermo da Roma invece che da Reggio Calabria e che era ripartito per Catania invece che per Roma. E ancora, presso la questura e la prefettura di Napoli non risulta l'imbarco del senatore Andreotti e del suo seguito in occasione di una crociera effettuata nell'agosto del 92 nel Mediterraneo, viaggio che per di più non risulta neppure all'Arma dei Carabinieri. Alla ricostruzione di questa crociera la DIA è pervenuta casualmente, solo a seguito di un'indagine effettuata sull'utilizzazione delle carte di credito da parte dell'imputato, finalizzata a individuare i suoi movimenti. Nell'ambito di tale indagine
emerse tra l'altro che Andreotti aveva effettuato un acquisto a bordo della nave con la carta di credito e solo così è stato ricostruito questa crociera. E ancora, presso la questura di Palermo non risulta addirittura la presenza del senatore Andreotti il 13 marzo 92 in occasione dei funerali di Salvo Lima. In questa prima parte dell'esposizione abbiamo dimostrato come i capi scorta omettessero in alcuni casi di comunicare gli spostamenti del senatore Andreotti. Le risultanze processuali hanno poi evidenziato che il personale della scorta di Andreotti ometteva frequentemente anche di redigere altri documenti che consentissero a posteriori di ricostruire tali spostamenti, oppure compilava tali documenti in modo che è impossibile ricostruirli. La documentazione relativa ai servizi di scorta. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, unitamente al Comando Regione Carabinieri Lazio, ha trasmesso e richiesto alla Procura tutta la documentazione esistente. Ma tale documentazione, come si è anticipato, non comprende molti dei viaggi effettuati dal senatore Andreotti. Nel corso dell'udienza dell'11 novembre 1997, a seguito dell'analitica deposizione del maresciallo Pulizzotto, sono stati infatti ricostruiti, utilizzando altre fonti, numerosi viaggi effettuati da Andreotti, dei quali non vi è traccia. Nello spiegare l'incompletezza dei documenti trasmessi dal Comando Generale dei Carabinieri, il colonnello Gallitelli ha chiarito quali sono, oltre alle comunicazioni dei capi scorta di cui abbiamo parlato, i documenti mediante i quali è possibile ricostruire i movimenti delle personalità scortate. Si tratta dei memoriali di servizio, degli ordini di servizio, dei fogli di servizio, dei fogli di viaggio e dei fogli di marcia auto. Il memoriale di servizio è un documento che riporta giornalmente e sinteticamente tutti i servizi svolti dai singoli militari. L'ordine di servizio è un documento che si compone di due parti. Nella prima, il comandante del reparto impartisce disposizioni per lo svolgimento del servizio che è generalmente di natura preventiva e di controllo del territorio. Nella seconda parte, i militari annotano il resoconto del servizio svolto. Il foglio di servizio è un documento che contiene il resoconto di un servizio espletato e non riconducibile a quelle attività che trovano compendio nell'ordine di servizio. Il foglio di viaggio è un documento che attesta la presenza di un militare in un luogo diverso dalla sede di servizio e quindi in missione. Il foglio di marcia dell'autovettura è un documento che riporta l'itinerario effettuato dall'autovettura e il chilometraggio. I memoriali di servizio. Si tratta di documenti rinvenuti solo per il 1981 che riportano quotidianamente solo l'elenco del personale impiegato per il servizio di scorta e vigilanza di Andreotti. Tale documento non indica i movimenti della scorta, cioè indicano quali persone sono state addette al servizio, ma non quali movimenti hanno fatto, e quindi sono inutili ai fini della ricostruzione dei movimenti Andreotti. Inoltre, come ha riferito il colonnello Gallitelli, in tali documenti non vi è traccia per alcuni giorni dei militari della scorta di Andreotti. Testualmente, noi abbiamo rilevato che negli stessi memoriali del servizio per alcuni giorni non c'è traccia di questi militari. Gli ordini di servizio ed i fogli di servizio. Gli ordini di servizio sono stati introdotti nel 1988, sicché prima di tale data il personale delle scorte non era tenuto a redigere un resoconto giornaliero dei movimenti effettuati dalla personalità scortata. Quanto al periodo successivo, il colonnello Gallitelli ha dichiarato di avere accertato che i capi scorta di Andreotti avevano omesso in alcuni periodi di redigere tali ordini di servizio. Il maresciallo Pulizzotto ha puntualizzato che ad esempio per il 1988 e per il 1989 mancano i fogli di servizio di vari mesi. Peraltro i capi scorta di Andreotti hanno confermato di non aver redatto fogli di servizio sino a quando non sono stati introdotti nel 1988. I fogli di viaggio. Anche i fogli di viaggio, ha dichiarato Gallitelli, spesso non venivano compilati dal personale della scorta di Andreotti. La loro compilazione, essendo finalizzata ad ottenere il rimborso delle spese di trasferta, era infatti rimessa alla discrezione dei militari della scorta che potevano anche rinunciare a tale rimborso.
In tal senso ha deposto anche il maresciallo Salvatore Scuderi, addetto all'ufficio contabilità del nucleo scorte di Roma. Il maresciallo Polizzotto ha inoltre puntualizzato di aver accertato che nell'elenco dei fogli di viaggio trasmessi dal Comando Generale dei Carabinieri dall'82 al 94 a volte non sono indicate le località e la data in cui il personale di scorta di Andreotti si era recato in missione. Sentiti in merito ai fogli di viaggio, il maresciallo Nobili e il maresciallo Zenobi hanno dichiarato che spesso non compilavano i fogli di viaggio perché quando Andreotti viaggiava per motivi privati, cioè non connessi ai suoi incarichi di governo, provvedeva a pagare personalmente le loro spese di viaggio. Provvedeva a pagare personalmente le loro spese di viaggio. Il maresciallo Buttarelli ha dichiarato che non compilava i fogli di viaggio quando Andreotti effettuava viaggi per motivi privati. I fogli di marcia di auto. Quanto ai fogli di marcia delle auto, che come si è chiarito non riguardano l'autovettura della personalità scortata, ma solo quelle in uso ai carabinieri di scorta, e che documentano solo gli spostamenti effettuati in macchina, il maresciallo Polizzotto ha riferito di aver accertato che mancano i fogli di marcia dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e parzialmente maggio 79. Per il mese di agosto vi sono solo 2 fogli di marcia dell'auto della prima scorta che seguiva Andreotti, con 6.000 km circa, nonché i fogli di marcia dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, luglio, agosto e settembre 80. Anche per l'81 mancano alcuni fogli di marcia di auto. Quanto ai fogli di marcia alle auto, dall'esame degli autisti del personale delle scorte Andreotti è emerso chiaramente che costoro omettevano sistematicamente di annotare gli spostamenti effettuati in macchina da Andreotti quando trascorreva il periodo feriale a Cortina o a Merano. Non è così rimasta traccia degli spostamenti effettuati da Andreotti in macchina per percorsi di svariate centinaia di chilometri, 550 km, 770 km, 870 km, richiesti di indicare in quale località Andreotti si fosse recato in tale occasione. Essi hanno risposto con una raffica di non ricordo. Si tratta di altri viaggi fantasma di Andreotti che si aggiungono alla lista e di un'ulteriore riprova della possibilità dello stesso di viaggiare senza lasciare traccia dei suoi spostamenti. Tutto ciò, si noti bene, sempre in violazione delle disposizioni di servizio che regolano la materia. Il colonnello Gallitelli ha infatti puntualizzato che il personale di scorta era tenuto ad annotare sui fogli di marcia le località in cui si recavano al di fuori della città di Roma. Il quadro che emerge dall'esame di queste prime risultanze processuali rispecchia pienamente la situazione descritta dal tenente colonnello Celestino Formenti, il quale ha sostanzialmente dichiarato che gli uomini della scorta di Andreotti, grazie al rapporto personale che avevano instaurato con lui, operavano legibus soluti come una monade che manteneva con l'ufficio di appartenenza solo rapporti formali. Ulteriori acquisizioni processuali hanno poi consentito di ricomporre il quadro globale, fornendo ampia prova dell'esistenza di tale particolare rapporto. Gli uomini della prima scorta di Andreotti, cioè quelli che lo seguivano sempre nei suoi spostamenti, erano sempre gli stessi. Il senatore Andreotti, oltre a pagare di tasca propria le spese dei viaggi dei militari che lo seguivano, elargiva ai componenti della scorta regalie di ogni sorta, nonché raccomandazioni, riconoscenze e premi in denaro. Nobili Benito, udienza del 24 giugno 97. Pubblico ministero: Andreotti le ha mai fatto dei regali? Nobili: l'unico regalo che mi ha fatto è un orologio Cartier. Vuole descrivere questo orologio Cartier? Orologio in doppia cassa d'oro, Cartier Pascià. Pubblico ministero: lei a Roma abita in un appartamento, o almeno abitava in un appartamento che ha avuto in locazione dall'INAIL? Sì. Lei ricorda come ha ottenuto in locazione questo appartamento? Per avere un'idea del clima, ma guardi, chiacchierando con l'autista dell'allora, me lo ricordo perché mi ha fatto ottenere la casa, Orlandi del Partito Socialdemocratico era. Nobili, Orlandi, esatto, che era del PSD. L'autista gli disse: senti, come si può fare per ottenere una casa, che io ho una casa piccola per prendere una grande?
e poi parla anche di altre cose di questo genere, ma il punto che mi interessa è a proposito dei soldi. Andreotti le ha mai regalato dei soldi? Maresciallo Nobili, ma soldi? Ma sì, quando stavamo maggiormente fuori dal governo, non so, una volta al mese, 150, 180 mila lire. E sì, perché poi piano piano aumentava, ma quelle 100, 120, 130, 150. Pubblico ministero, scusi, arrivò mai a dare 200 mila lire al mese? Nobili, che le devo dire? Può anche darsi. Pubblico ministero, al mese? Presidente, sì, così che significa? Nobili, così, sì, al mese, quando eravamo fuori dal governo. Nobili, PM, senta, lei a me ha ricevuto regali all'onorevole Andreotti? Zenobi, quando era il periodo di Natale o di Pasqua, usava fare un pensiero alla scorta, il senatore Andreotti, in denaro, intorno alle 300.000. Poi chiedevo al pubblico ministero, senta, sua moglie è impiegata, sì, all'Assicurazione d'Italia. Adesso non so se era per chiamata diretta o meno. Insomma, fece un concorso, no. PM, lei ha ricevuto l'onorificenza di Cavaliere della Repubblica? Maresciallo Zenobi, sì, una domenica il presidente Cossiga andò a trovare il senatore Andreotti allo studio e disse se si faceva un elenchino per fare il cavalierato. Facemmo un elenco, non mi ricordo se io e il maresciallo Buttarelli, di 4 o 5 persone, e il presidente Cossiga fece il cavalierato. E poi lei ha avuto questa onorificenza? Sì, ecco come si diventava cavalieri della Repubblica. Buttarelli, pubblico ministero, lei a me ha ricevuto regali da parte dell'onorevole Andreotti? Qualche volta ci ha dato qualche cosa in soldi, 100.000 lire, 150.000 lire. Appuntato il Russo, il senatore Andreotti quando ha saputo questo ha detto vabbè, a fine mese dava, e qui il Russo è del periodo degli anni 70, dava 20.000, 25.000 lire, parlo del periodo dal 77-78, ma penso più 78 fino all'80. Carabiniere Carmine Volpe, pubblico ministero, lei ha dichiarato, sempre il 19 maggio 94, alla domanda quali erano i rapporti tra Andreotti e la sua scorta, risposta, bisogna distinguere tra la prima e la seconda scorta. Il personale fisso della prima scorta, in funzione dei numerosi anni di servizio, sempre con la stessa personalità, ha sviluppato un rapporto di fiducia particolarmente profondo. Ciò non accadeva con il personale della seconda scorta. Era comunque possibile, per il tramite del capo scorta del primo equipaggio, chiedere con buone possibilità di esaudimento favori, quali trasferimenti? Risposta, Volpe, sì. Se uno aveva un problema di trasferimenti, parlava col maresciallo di capo scorta, poi se lui chiedeva a Andreotti o chiedeva a qualche altro, questo io non lo so. Io so che se si parlava con il maresciallo di capo scorta e qualcosa si riusciva a rimediare. Pubblico ministero, ma si chiedeva al maresciallo di chi? Volpe, i marescialli erano 2, Zenobi e Nobili. Io ho saputo che dei colleghi sono riusciti ad avere il trasferimento, ma ripeto, non so chi glieli ha fatti. Io so che parlando con il maresciallo di caposcorta qualcosa si riusciva ad avere. Ed è emerso altresì che esisteva la possibilità di operare all'ultimo momento sostituzione del personale che accompagnava fuori sede l'onorevole Andreotti, scegliendo persone gradite ed affidabili, senza che tali sostituzioni risultassero dai brogliacci di servizio. Vede al riguardo Carabiniere Giuseppe Rocco. Ed è proprio grazie all'esistenza di tali particolari rapporti che il senatore Andreotti ha posto in essere un grave tentativo di aggiustare le dichiarazioni che uomini della sua scorta dovevano rendere alla Procura di Palermo sui suoi viaggi in Sicilia, in modo che essi indicassero solo gli stessi viaggi da lui stesso indicati nella memoria difensiva depositata nel corso delle indagini preliminari. Nel corso delle indagini preliminari, prima di assumere le sommarie, prima che la Procura assumesse sommarie informazioni da militari della scorta, il senatore Andreotti consegnava infatti, allegata alla memoria difensiva del 20 settembre 1993,
un elenco dei viaggi effettuati in Sicilia negli anni 70, 80, 86, 87. Si tratta del documento numero 89. Infatti in cima al foglio si è scritto anche from segreteria Andreotti e la data. Ove sul frontespizio si poteva leggere la scritta from segreteria Andreotti September 1993 ore 10:56, evidentemente riferibile a una trasmissione via fax dell'allegato da parte della segreteria Andreotti ed un elenco dove erano indicati i nominativi di alcuni componenti della scorta dell'indagato dal 74 al 93. Quindi questo veniva depositato all'inizio delle indagini da Andreotti ed è stato acquisito nel fascicolo di questo dibattimento. Preliminarmente questo era un elenco che conteneva appunto, dice, io in Sicilia ho fatto questi viaggi, quelli che sono indicati qua. Preliminarmente va rilevato che alcuni dei dati informativi forniti dall'imputato sui suoi viaggi in questo elenco si sono rivelati non rispondenti al vero. Nell'allegato numero 6 alla memoria del 20 settembre 93, concernente, come già detto, l'elenco fornito all'indagato a questo ufficio dei suoi viaggi in Sicilia, con la richiesta formale di svolgere indagini sulla scorta delle indicazioni ivi contenute, testualmente si asseverava che nell'anno 86 il senatore Andreotti non aveva effettuato alcun viaggio in Sicilia. Ebbene, in base alla documentazione acquisita dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri è stato accertato che nell'anno 86 il senatore Andreotti si recò a Taormina, a Palermo e a Catania. Ancora, nell'indicare il viaggio a Palermo del 7 giugno 79, l'imputato ha accuratamente omesso di menzionare la cena all'Hotel Zagarella, ove incontrò Antonino Salvo, come si può vedere. Nella medesima memoria difensiva, è importante capire questo perché, come dirò tra poco, questo stesso elenco viene dato ai componenti della scorta. Nella medesima memoria difensiva, l'indagato aveva chiesto che venisse sentito il personale addetto alla sua scorta, nominativamente da lui indicato, a conferma dei dati da lui forniti sui propri viaggi in Sicilia, cioè su questo. L'ufficio della Procura non si limitava ad assumere informazione solo da coloro che erano stati indicati al senatore Andreotti, Zenobi, Buttarelli, Nobili, eccetera, ma anche da altri carabinieri impegnati in tale servizio dal 74, nonché da vari componenti delle scorte assegnate al senatore Andreotti in alcuni dei suoi viaggi in Sicilia ed appartenenti ad altre forze di polizia. Proprio a seguito di tale audizione emergeva la condotta dell'imputato a cui ho fatto riferimento. Infatti, nel corso dell'audizione del maresciallo dei Carabinieri Benito Nobili, capo scorta addetto al senatore Andreotti dal 74 all'88, e da quest'ultimo Andreotti indicato all'ufficio della Procura come persona da sentire a conferma del suo assunto difensivo, si verificava un fatto quantomeno sorprendente. Il Nobili, infatti, richiesto di riferire in quali occasioni aveva accompagnato l'onorevole Andreotti in Sicilia, dichiarava che, prevedendo di essere interrogato dalla Procura di Palermo su tale argomento, ecco questo è il documento che c'è. Allora, il Nobile infatti richiesto di riferire in quale occasione aveva accompagnato l'onorevole Andreotti in Sicilia, dichiarava che, prevedendo di essere interrogato dalla Procura di Palermo su tale argomento, aveva predisposto degli elenchi dattiloscritti che esibiva, nei quali erano indicati i viaggi in Sicilia dell'onorevole Andreotti a far data dal 1979. Si tratta del documento 200, che, come il Tribunale può verificare, è la fotocopia dell'elenco che Andreotti aveva depositato. Non so se il Tribunale può verificare, perché ci sono vari fogli. Il Tribunale l'ha trovato? Sì. E la fotocopia? Cioè la fotocopia di quell'altro nel quale
La differenza è che in quello prodotto da Andreotti c'è all'inizio from segreteria e in questo non c'è. Visto? E allora, a specifica domanda, quindi Nobili tirava fuori questo elenco, a specifica domanda dell'ufficio il Nobili asseriva di avere personalmente redatto, oltre a questo elenco contenente l'indicazione dei viaggi dell'onorevole Andreotti in Sicilia, dal 1981 all'88 con la specificazione dei componenti della scorta che l'avevano accompagnato, anche il separato elenco contenente l'indicazione dei viaggi in Sicilia negli anni 79, 80, 86 87, che è quello che avete davanti. L'ufficio concentrava la propria attenzione su questo secondo elenco, chiedendo al Nobili se era sicuro di averlo redatto personalmente. Il Nobili ribadiva la propria precedente affermazione, specificando che forse aveva acquisito le notizie contenute nell'elenco presso l'archivio dell'onorevole Andreotti o presso quello della Presidenza del Consiglio. L'ufficio allora chiedeva al Nobili di specificare se egli si era recato personalmente presso l'archivio privato dell'onorevole Andreotti o presso quello della Presidenza del Consiglio. A seguito delle reiterate e specifiche domande dell'ufficio, il Nobili finiva quindi con l'ammettere che quell'elenco non era stato redatto da lui, ma gli era stato invece fornito, come pure gli altri elenchi, dal maresciallo dei Carabinieri Roberto Zenobi, altro caposcorta tuttora addetto alla tutela dell'onorevole Andreotti. L'ufficio a questo punto faceva rilevare dei visu al teste Nobili che l'elenco in questione era la fotocopia dell'allegato 6 della memoria difensiva del senatore Andreotti del 20 settembre 93, con la sola differenza che nella copia in possesso del Nobili mancava la stampigliatura dei dati relativi alla trasmissione via fax della segreteria del senatore Andreotti. In quella di Andreotti c'è, in quell'altra non c'è. Il Nobili asseriva di non essere stato a conoscenza, di non essere stato messo a conoscenza di tale circostanza e dichiarava di avere ritenuto opportuno, prima di essere ascoltato dall'autorità giudiziaria, assumere informazioni sulle date e sui luoghi degli spostamenti fuori sede dell'onorevole Andreotti, giacché i suoi ricordi erano poco vivi. L'ufficio faceva rilevare al Nobili che dall'identità dei due elenchi, quello in suo possesso e quello fornito al senatore Andreotti, si evinceva che il medesimo indagato aveva fornito ai testi da lui addotti l'elenco dei suoi viaggi in Sicilia, condizionando in tal modo la genuinità delle loro dichiarazioni all'autorità giudiziaria, e contestava al Nobili altresì che il maresciallo Zenobi, il quale aveva fornito al Nobili il suddetto elenco, non aveva fatto alcun cenno nel corso della sua audizione, che era avvenuta poco prima, all'elenco in questione, né l'aveva utilizzato per ravvivare i propri ricordi. Il Nobile rispondeva con una frase significativa: prendo atto di quanto mi viene fatto presente, evidentemente ho sbagliato io a portare questi elenchi. Tutta questa vicenda è stata ricostruita in dibattimento. Veniva quindi richiamato il maresciallo Zenobi, il quale non solo, come si è già ricordato, non aveva fatto alcun cenno all'esistenza dell'elenco sopraspecificato, ma aveva altresì dichiarato di non avere l'abitudine di tenere agente o altro genere di appunti sui servizi svolti. Veniva esibito in visione allo Zenobi il documento in questione e gli veniva chiesto se lo avesse mai visto in precedenza. Lo Zenobi in un primo momento asseriva falsamente che l'elenco gli era stato mostrato dal maresciallo Nobili, poi affermava e ammetteva di averlo ricevuto da Andreotti, con l'incarico di consegnarlo agli altri componenti della scorta al fine di verificare quanto risultava agli atti dell'Arma su quei viaggi. L'ufficio contestava quindi allo Zenobi che il maresciallo Nobili aveva dichiarato di non sapere che il documento sopra specificato era stato predisposto dalla difesa dell'onorevole Andreotti e che lo stesso, ancora, aveva affermato che il documento in questione gli era stato dato proprio da esso Zenobi esclusivamente al fine di, virgolette, rinfrescare i suoi ricordi quanto fosse stato sentito dalla Procura di Palermo. Sussistendo un'insanabile contraddizione tra le dichiarazioni rese al riguardo dal maresciallo Nobile e dal maresciallo Zenobi, veniva disposto un confronto tra i due. Il confronto evidenziava nel modo più palese, da un lato,
l'imbarazzato e maldestro tentativo del maresciallo Zenobi di occultare la reale ed esclusiva motivazione della consegna al Nobili dell'elenco dei viaggi dell'onorevole Andreotti in Sicilia negli anni 79, 80, 86 e 87, e cioè di rinfrescare la sua memoria, e dall'altro la volontà del Nobili di chiamarsi fuori da questa vicenda addossando tutte le responsabilità al collega. Dopo tale confronto, il maresciallo Zenobi dichiarava spontaneamente di essersi reso conto della necessità di riferire la verità, e cioè che Andreotti lo aveva incaricato di fornire quegli elenchi di viaggi agli altri componenti della scorta al fine di, virgolette, rinfrescare la loro memoria sui viaggi in Sicilia in vista del loro esame da parte della Procura di Palermo. Sempre spontaneamente il maresciallo Zenobi chiedeva che la sua posizione venisse valutata benevolmente, rendendosi conto che con le sue precedenti dichiarazioni non rispondenti al vero si era esposto al rischio di conseguenze penali. Il maresciallo Buttarelli, altro caposcorta detto al senatore Andreotti dal 78, a specifica domanda ammetteva che il maresciallo Zenobi gli aveva consegnato un promemoria dei viaggi effettuati dal senatore Andreotti in Sicilia. L'ufficio mostrava allora in visione gli elenchi costituenti gli allegati 2 e 3 del verbale di esame del maresciallo Nobile, e il testo, dopo averlo esaminati, dichiarava che si trattava proprio degli elenchi consegnatigli dallo Zenobi. Veniva quindi sentita Angelina Vido, addetta alla segreteria del senatore Andreotti, la quale negava di avere consegnato al maresciallo Zenobi l'elenco sopra specificato. Posta a confronto con lo Zenobi, la donna finiva per dichiarare di non poter escludere di avere consegnato a questi una copia del predetto documento, assumendo di non ricordare. Orbene, dalle sue esposte risultanze emerge in maniera evidente che il senatore Andreotti ha esercitato un indebito condizionamento sui 3 capiscorta addetti alla sua sicurezza dal 74 ad oggi, affinché gli stessi ricordassero per gli anni 79, 80, 86, 87 soltanto i viaggi indicati nell'elenco consegnato al maresciallo Zenobi e tramite questi al maresciallo Nobili e al maresciallo Buttarelli. E teniamo conto di questo dato. Io, imputato, dico: i viaggi che ho fatto sono questi, e per quanto riguarda in particolare il 7 giugno del 79, come potete vedere, non c'è la cena allo Zagarella. E dico alla procura: ho fatto questi viaggi e vi chiedo di sentire come testimoni a conferma Buttarelli, Zenobi e Nobili. Dopodiché prendo questo stesso elenco, lo do al maresciallo Zenobi e gli dico: rinfrescatevi la memoria, i viaggi che abbiamo fatto sono questi. Zenobi, Nobili lo leggono, siamo andati a Palermo, la Zagarella non c'è. E quindi se quelli sono i viaggi che abbiamo fatto nel 1979, io mi baso su di questi, sulla mia memoria. Posso anche sbagliarmi, quello diventa la fonte che ravviva la mia memoria. Quelli sono i viaggi che abbiamo fatti e quelli eventualmente io riferisco. Pare significativo al riguardo il particolare che la fotocopia dell'elenco in possesso del maresciallo Nobili non recava sul frontespizio i dati della trasmissione via fax della segreteria del senatore Andreotti, dati invece esistenti sulla copia costituente l'allegato 6 della memoria difensiva depositata il 20 settembre 93. Tale circostanza fa comprendere come il maresciallo Nobili, il quale evidentemente non era stato messo a conoscenza del possesso da parte della procura di una copia dell'elenco che gli era stato consegnato, abbia potuto commettere l'errore, da lui stesso ammesso, evidentemente ho sbagliato io a portare questi elenchi, di tentare di ingannare l'ufficio del pubblico ministero assumendo falsamente di avere redatto personalmente quell'elenco. Cioè nessuno ha detto a Nobili: guarda che la Procura della Repubblica ha una fotocopia di questo elenco, sicché se tu dici che l'hai redatto personalmente quelli se ne accorgono. E non gliel'hanno detto.
E quindi Nobili ha affermato di averlo redatto personalmente. E se tutto fosse regolare bisognerebbe spiegare perché Nobili afferma di aver redatto lui personalmente quell'elenco. Avrebbe potuto dire candidamente ci ha dato Andreotti per rinfrescare la memoria, punto e basta. No, questo viene scoperto dopo. L'affermazione è che quello è il frutto di un'autonoma ricerca dei capi scorta. Nobili dice l'ho fatto io. E se per caso noi non avessimo fotografato mentalmente quel documento tra le migliaia di carte, chi se ne sarebbe accorto? L'ha fatto Nobili, lui. È il caso, avevamo con noi quella fotocopia e ci rendiamo conto che sono identiche. E allora come l'hai fatto tu? Se qua ce n'è uno di Andreotti che è uguale, identico. Errore questo evitato invece dal maresciallo Zenobi, il quale nessun cenno aveva fatto a quell'elenco, sostenendo anzi, a giustificazione della labilità dei propri ricordi, di non avere l'abitudine di tenere appunti sui servizi svolti. L'intera vicenda è stata puntualmente ricostruita in questo dibattimento, all'udienza del 24 giugno 97. Quindi non è qualcosa che precede il dibattimento, perché l'abbiamo riversata in questo dibattimento e Zenobi ha ammesso tutto l'itinerario che è stato qui ricostruito. Ha ammesso anche, ecco, leggo soltanto questo punto, pubblico ministero, lei ha dichiarato il 19 maggio 94: devo ammettere che in effetti l'elenco fornitomi dalla segreteria dell'onorevole Andreotti doveva assolvere alla funzione di rinfrescare anche la memoria di noi componenti della scorta sui viaggi fatti in Sicilia del 79-80, e poi ripeto che l'elenco dei viaggi del 79-80 serviva per rinfrescare la memoria al personale della scorta sui viaggi in Sicilia in quegli anni. E a proposito di Buttarelli, dice il PM, ha dichiarato: in effetti io, oltre che al maresciallo Nobili, ho consegnato una copia dei documenti datimi dalla dottoressa Vido, segretaria dell'onorevole Andreotti, anche a un altro collega, il maresciallo Buttarelli, affinché anche egli potesse rinfrescare la sua memoria prima di essere eventualmente sentito dall'autorità giudiziaria di Palermo. L'ho dato al Buttarelli perché anche egli, come me, il Nobile, si preparasse meglio alla testimonianza. Conferma questa dichiarazione? Zenobi: sì, confermo. Pagina 87, voglio dire pagina. E poi il pubblico ministero gli dice: pubblico ministero, lei ricorda se alla fine dell'esame in indagini c'è stato un confronto tra lei e Nobili alle ore 16:45 e poi ancora a seguire alle ore 19:15 c'è stato un confronto tra lei e la signora Vido Angelina? Zenobi: sì. Cosa ricorda? Zenobi: mi rendo conto di avere fornito qualcosa di diverso, chiedo alla giustizia qualcosa del genere. Pubblico ministero: allora glielo leggo. Confido che l'autorità giudiziaria voglia prendere atto di questa mia ulteriore dichiarazione, quando cioè alla fine confessa come sono andate le cose, e valutare benevolmente la mia posizione, che mi rendo conto può apparire grave e comportare conseguenze anche di carattere penale. Ricorda Zenobi? Sì. E poi ancora Buttarelli su questo punto. PM: che cosa le disse Zenobi nel darle quel foglio? Buttarelli: esattamente le parole non le ricordo. PM: allora glielo dico io. 19 maggio 94 lei ha detto: Zenobi mi forniva quel promemoria affinché io mi facessi un'idea delle volte in cui eravamo stati in Sicilia. Buttarelli: sì, confermo. I viaggi di Andreotti senza scorta. Nel corso delle deposizioni rese in udienza, i componenti della scorta di Andreotti hanno in sostanza dichiarato che essi non lo abbandonavano mai, né in città, né durante i viaggi in treno e in aereo, né quando soggiornava in albergo fuori sede. La sua abitazione era impenetrabile perché sorvegliata giorno e notte. Il maresciallo Zenobi e il maresciallo Buttarelli hanno dichiarato che chiudevano a chiave Andreotti nelle stanze degli alberghi dove alloggiava. Tale rappresentazione dei fatti è stata nettamente smentita dalle acquisizioni processuali. È stato infatti accertato: a) che in alcuni casi i militari della scorta al seguito di Andreotti nei viaggi fuori sede non alloggiarono nello stesso albergo di Andreotti; b) che in alcuni casi Andreotti rinunciò al servizio di scorta; c)
che una volta Andreotti, dopo essere stato lasciato dalla scorta nella propria abitazione, si recò a bordo di una macchina privata a Palazzo Chigi sotto gli occhi del personale di vigilanza alla sua abitazione e che solo per un puro caso il caposcorta venne a conoscenza di tale fatto. D. Che un commerciante ambulante si era presentato nell'abitazione di Andreotti senza che nessuno si fosse accorto di alcunché. E che il caposcorta al suo seguito nei viaggi fuori sede non controllava l'identità delle persone con le quali questi si appartava, tant'è che è stato possibile che Andreotti si appartasse a parlare con un esponente mafioso a Mazzola del Vallo nell'agosto 85 e che in altri casi si era appartato con persone delle quali il personale di scorta non conosceva l'identità. Quanto all'affermazione di Zenobi e di Buttarelli, secondo cui Andreotti veniva chiuso a chiave nelle stanze d'albergo, il medesimo Zenobi ha spiegato che naturalmente Andreotti poteva tranquillamente uscire dalle stanze di albergo aprendo la porta dall'interno. Non è riuscito a fornire alcuna plausibile risposta tranquillamente uscire dalle stanze di albergo aprendo la porta dall'interno. Non è riuscito a fornire alcuna plausibile risposta all'obiezione elementare che, come è noto, in tutti gli alberghi esistono delle chiavi passepartout, in possesso anche del personale addetto alle pulizie, chiavi che egli non si faceva consegnare e che dunque chiunque avrebbe avuto la possibilità di entrare agevolmente nella stanza di Andreotti. Possiamo fare 5 minuti di intervallo? Sospendiamo per 5 minuti. E allora, riprendiamo. Come si è già anticipato, le affermazioni dei componenti della scorta di Andreotti sentite in questo dibattimento sono state smentite dalle indagini e dai riscontri documentali sui quali ha riferito il maresciallo Pulizzotto. Tali circostanze, come vedremo, cioè che non abbandonavano mai Andreotti, sono state poi confermate all'udienza del 14 luglio 98 dal dottor Riccardo Sessa, testa della difesa, che organizzava i viaggi di Andreotti. Faccio degli esempi. No, io attuale ambasciatore al Baghdad. Sì, che attuale. Faccio degli esempi. Il viaggio a Palermo del 14-16 novembre 75. Nel corso delle indagini, esaminando i registri degli alloggiati dell'Hotel Villa Egea a Palermo, si è accertato che Andreotti, il quale a quel tempo rivestiva la carica di ministro del bilancio, alloggiò a Palermo dal 14 al 16 novembre 1975. In quell'occasione egli era senza la scorta al seguito. Ciò risulta dalle seguenti circostanze. Questo viaggio non è menzionato negli elenchi trasmessi dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, a richiesta della Procura, ha comunicato, con nota del 31 ottobre 98, acquisita al fascicolo, che tra le persone alloggiate in quegli stessi giorni all'Hotel Villa Egea non vi erano carabinieri. Come risulta dalla deposizione del maresciallo Pulizzotto all'udienza dell'11 novembre 97, è stato accertato che il senatore Andreotti ha effettuato altri viaggi senza la scorta, alcuni come quello a Nizza nell'agosto 91 o quello in Algeria nel novembre 88 sono stati effettuati senza scorta sia durante il viaggio che durante il soggiorno nella località, altri come quelli durante il soggiorno in Francia nell'agosto dell'89 e marzo 91 erano senza scorta solo durante il tragitto. Un altro esempio, il viaggio in aereo in Algeria del 20 novembre 88. In data 20 novembre 88 Andreotti si recò in Algeria con aereo da Ciampino. La documentazione proveniente dall'Arma dei Carabinieri indica espressamente il viaggio come effettuato senza scorta. Al riguardo la difesa ha prodotto in udienza una nota del 20 novembre 88 a firma del dottor Vinci, dirigente della Polaria di Ciampino, del seguente tenore letterale: opportuna notizia comunicasi atto ore 18:45 con aereo privato est giunto
proveniente da Algeri, il ministro degli esteri onorevole Andreotti disposta vigilanza. La nota in questione lascia il tempo che trova, perché attesta solo che in occasione della partenza di Andreotti dall'aeroporto di Ciampino fu disposta una vigilanza nell'ambito aeroportuale. Nessuna menzione si fa in tale nota del servizio di scorta di Andreotti che era affidato ai carabinieri, in quanto in quella circostanza non lo seguirono nel viaggio. A conferma di ciò, basta confrontare con la nota predetta la nota della stessa Polaria di Ciampino relativa ad un altro viaggio, quello del 20 gennaio 1990, che così dice: est partito Presidente Consiglio onorevole Giulio Andreotti et seguito, disposta vigilanza. Come si nota nella seconda nota si fa espressa menzione della presenza della scorta et seguito, perché in quell'occasione la scorta accompagnò in viaggio Andreotti. In entrambe le note è scritto disposta vigilanza, che indica la vigilanza disposta all'interno dell'aeroporto. Con riferimento al viaggio del 20 novembre 88 di cui ho parlato, Andreotti ha reso le seguenti dichiarazioni spontanee all'udienza del 17 novembre 98. Il 20 novembre andai in Algeria, ospite a colazione di quel Presidente della Repubblica, Chadli Ben Hadid, che mi mandò a prendere al mattino a Roma con un aereo speciale. Mi fece riaccompagnare nel pomeriggio. Eravamo in una fase importantissima della questione palestinese. Più avanti, di qui il suo invito, circondato ovviamente da grande riservatezza, all'aeroporto di Algeri fui ricevuto alla scaletta di sbarco da un consigliere presidente e allo stesso modo fu predisposto il mio ritorno. Abbiamo parlato in occasione degli incontri tra Andreotti e Bontato nel 79-80 del viaggio riservato di Andreotti da Torino ad Algeri dell'8 ottobre dell'89 e qui evito quindi di ripeterlo, un viaggio assolutamente segreto. Del resto che Andreotti effettuasse viaggi senza scorta è stato ammesso appunto dal dottor Riccardo Sessa, il quale nel corso dell'udienza del 14 luglio 98 ha dichiarato dapprima che non gli risultavano viaggi senza scorta di Andreotti, dichiarando che il carabiniere di scorta che lo seguiva nei viaggi in Costa Azzurra si metteva in ferie per non fare gravare le spese del soggiorno a carico dell'amministrazione. Poi, con riferimento ai viaggi di Andreotti con autovetture private e quindi non blindate, ha dichiarato che Andreotti faceva di testa sua e non ascoltava i consigli della scorta. E infine, con riferimento ad una specifica contestazione su un viaggio lampo in Algeria, ancora senza la scorta, ha ammesso che sicuramente vi sono altri viaggi all'estero effettuati da Andreotti in giornata senza militari di scorta al seguito. Significativa è la frase a conclusione di tale vicenda di Riccardo Sessa: se lei va a cercare sicuramente ne troverà altri, specialmente in quel periodo quando il senatore Andreotti era particolarmente restio ad ammettere l'esigenza di doversi fare accompagnare, a riconoscere l'esigenza di doversi fare accompagnare anche all'estero dal personale della scorta. Ne troverà altri. E sempre Sessa dice: premesso che quando lui era ministro degli esteri cercava di evitare, ed eravamo soprattutto noi suoi collaboratori a fargli capire che era necessario, che era opportuno che lui viaggiasse pure con la scorta, lui spesso non lo faceva, perché non voleva, conoscendolo, non ho assolutamente motivo di dubitare, non voleva far gravare sull'erario anche questa spesa. In data 23 agosto 91 il senatore Andreotti si recò a Nizza per un breve soggiorno a bordo di un aereo militare del 31esimo Stormo, rinunciando al dispositivo di sicurezza del nucleo scorte di Roma. Dalla lista passeggeri del volo militare non risulta infatti al seguito di Andreotti alcun militare di scorta. Lo stesso dicasi per la documentazione proveniente dalle scorte. Il viaggio è segnalato dai carabinieri con queste modalità, virgolette, senza scorta. La personalità rinuncia al dispositivo di sicurezza di questo nucleo. Da Nizza il 30 agosto 91 Andreotti si reca a Rimini e rientra in serata in Francia. E ancora dalla lista passeggeri del 110° Stormo non risulta all'andata e al ritorno alcun militare di scorta. Durante il soggiorno a Rimini viene raggiunta appositamente da Roma dal militare del nucleo scorte Mallocci, il quale a fine giornata rientra nella capitale,
mentre Andreotti rientra a Nizza. Per gli altri esempi rimando allo scritto. Gli alloggi in alberghi senza scorta. È stato altresì accertato che a volte Andreotti durante i suoi viaggi fuori sede pernottava in albergo senza che ivi alloggiasse pure la sua scorta. In merito si riporta quanto dichiarato al maresciallo Pulizzotto nel corso dell'udienza del 12 novembre 97. Pubblico Ministero, componente della scorta del senatore Andreotti che sono stati sentiti in questo dibattimento, in particolare il maresciallo Nobile e il maresciallo Zanobbi, hanno dichiarato che quando Andreotti si spostava fuori sede loro alloggiavano nello stesso albergo nel quale alloggiava Andreotti. Lei poco fa ha fatto un accenno al viaggio di Andreotti in occasione delle nozze Merlino a Milazzo nell'anno 80. PM Andreotti in quell'occasione in quale albergo alloggia? Polizzotto, all'Hotel Riviera Lido di Milazzo. Pubblico Ministero, chi della scorta lo accompagna a Milazzo? Il maresciallo Nobili. Pubblico Ministero, dalle indagini fatte all'Hotel Riviera, in esito alle quali avete accertato che Andreotti alloggia in quell'albergo, risulta se il maresciallo Nobili ha alloggiato nello stesso albergo Andreotti? Pulizzotto, non risulta. Documento 118. E ancora, nel corso della deposizione resa in data 10 febbraio 98 dal dottor Farinaccio e la DIA, è emerso ancora che in data 15 luglio 84 Andreotti e consorte hanno alloggiato all'Hotel Silva Splendid di Fiuggi senza scorta. Infine, come abbiamo già detto, anche il 14 e 16 novembre 75 Andreotti alloggiò a Villa Egea senza la scorta. Con riferimento alle scorte delle personalità e ai relativi servizi di tutela e vigilanza, in linea generale va altresì ricordato che spesso la scorta viene licenziata dalla personalità per vari motivi, rimango a casa il pomeriggio, non esco, eccetera. Ciò risulta anche dalle annotazioni riportate nei fogli di servizio della scorta di Andreotti, come ad esempio nel caso del viaggio di Andreotti senza scorta ad Algeri del 20 novembre 88, in occasione del quale risulta annotato sul foglio di servizio tutto il servizio di scorta viene messo in libertà dal VIP. A dimostrazione di come tali servizi non siano ferrei, ma si adeguino alle esigenze e al volere delle personalità, si citano gli esempi riferiti dal teste Claudio Martelli che vide il dottor Falcone guidare da sé la macchina e senza scorta nel periodo in cui il giudice si era trasferito a Roma, e quello riferito dai testi Giuliano, Chisesi e Perfetti relativi all'omicidio del presidente della regione onorevole Mattarella, assassinato il 6 gennaio dell'80 mentre stava uscendo dalla propria abitazione per recarsi a messa senza la scorta, alla quale aveva detto che quel giorno non sarebbe uscito da casa. Possiamo continuare la prossima udienza? Sì. A questo punto il Presidente rinvia all'udienza del 6 aprile 1999 ore 9:30. L'udienza è tolta.